Buongiorno o buonasera ai nostri ascoltatori dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, perché l'associazione è internazionale, quindi ci starete ascoltando da diverse parti del mondo. Siamo appunto qui all'Associazione dell'ABM. Abbiamo anche dietro la camera Simone Tormene e alla regia Marco Crepaz. Io invece sono Giulia Francescone e benvenuti alla 15ª edizione dei Rapporti Italiani nel Mondo. L'Associazione Bellunesi nel Mondo, grazie al patrocinio della Regione Veneto e della Fondazione Migrantes, è riuscita ad organizzare questo incontro che è speciale Province d'Italia 2020, contenuto appunto nel rapporto Italiani nel Mondo 2020. Abbiamo qui i nostri ospiti speciali, non vediamo l'ora di sentire le loro ricerche e i loro studi, e ci concentreremo, grazie appunto ai loro interventi, sulle province di Belluno, Verona e Vicenza, quindi anche grazie per aver dato questo spazio alla nostra provincia, alla provincia di Belluno. Li presentiamo un attimo e daremo la parola al presidente Oscar De Bona, il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, a diacono Francesco D'Alfonso, che è delegato diocesano della Fondazione Migrantes e direttore della Caritas, Delfina Licata, che è caporedattrice del Rapporto Italiani nel Mondo, Diego Bridda, che è giornalista, Diego Cason, sociologo, Riccardo Giumelli, che è sociologo, Giuseppe Casarotto, sociologo e psicoterapeuta, e Tony Ricciardi, che è membro della commissione scientifica dei rapporti italiani nel mondo. Brevemente, la Fondazione Migrantes è un organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, istituito nell'ottobre del 1987. Tra i vari impegni, tra i vari scopi che si prefigge è accompagnare e sostenere la Chiesa nella conoscenza, nell'opera di evangelizzazione e nella cura pastorale di migranti italiani e stranieri. Vuole promuovere nella comunità cristiana atteggiamenti di fratellanza, di accoglienza, vuole stimolare nella società e nella società civile la comprensione per la pacifica convivenza, tutelare i diritti delle persone e anche la promozione della cittadinanza responsabile dei migranti. Quindi benvenuti a tutti e grazie per aver accettato di seguire questo incontro con noi. E diamo subito quindi la parola al presidente dell'Associazione Bellunesi del Mondo, Oscar De Bona. Benvenuto. Grazie, grazie a tutti coloro che hai citato e che ci permettono di stare un po' di tempo insieme e parlare dei contenuti del rapporto italiano dei migranti, e anche le autorevoli presenze della caporedattrice Delfina Licata e altri consulenti come Ricciardi, ma soprattutto anche la nostra esperienza del nostro girovago, che è il diacono Francesco D'Alfonso, e poi i sociologi e i ricercatori che sono presenti. L'Associazione Bellunesi nel Mondo è nata nel 1966, quindi abbiamo superato abbondantemente i 50 anni. È un'associazione che ha saputo accompagnare i tempi che cambiavano, inserendo anche dei giovani che sono oggi punto di riferimento importante per tutta l'associazione. E devo anche ringraziare il nostro caporedattore del nostro mensile, Dino Brida, che esce ininterrottamente dal 1966 ad oggi, ogni mese. Ogni mese esce questo giornale che è molto, molto apprezzato e aspettato anche, qualche volta anche invano, perché abbiamo un servizio postale che è veramente vergognoso. E devo anche ricordare una figura storica che ha fatto il direttore per quasi 40 anni e che è mancato improvvisamente l'anno scorso, Patrizio De Martin, che dei migrantes e dei rapporti all'interno del RIM era una persona che ci ha dedicato gran parte della sua vita e anche la sua passione. E penso che da lassù Patrizio De Martin sia contento di vedere che oggi affrontiamo questa tematica, questo argomento, che poi nel merito toccherà anche tre province, Belluno, Vicenza e Verona, all'interno del rapporto nazionale. Oltre 20 anni fa è nata la biblioteca intitolata Dino Buzzati, che ha quasi 5.000 volumi, tutti sul tema delle migrazioni.
Poi abbiamo 9 anni fa abbiamo realizzato il Museo Multimediale Interattivo, l'unico nel suo genere a livello nazionale, e che prima della pandemia ci portava ad avere dai 15 ai 20 mila visitatori, soprattutto gruppi che arrivavano dall'estero, dall'esterno, molte scolaresche. E poi 3 anni fa è nata, oltre 3 anni fa è nata la radio ABM in streaming, che ci sta dando delle soddisfazioni enormi. Abbiamo dei dati a livello nazionale, dei dati di, non so come si fa a scaricare le visitazioni delle varie trasmissioni, che ci mettono sul podio, sul podio. Poi abbiamo realizzato 2 anni fa il centro documentazione Aleteia, che ha un potenziale enorme, e da qualche mese l'Accademia ABM, che intende valorizzare i personaggi famosi, andando indietro nel tempo, che hanno rappresentato un po' Belluno. Ho lasciato per ultimo bellunорadici.net, che è questo social network nato 9 anni fa, e che per noi è diventato un progetto molto ma molto importante, perché si occupa della fuga dei cervelli. Noi siamo partiti 9 anni fa con l'esigenza di censire e di andare a conoscere e individuare tutti quelli che erano i giovani insomma under 40, ecco, i giovani che se ne erano andati, e in 9 anni siamo riusciti a mettere assieme 1100 indirizzi, 1100 uomini e donne che ci hanno autorizzato a utilizzare i loro dati. E poi abbiamo lavorato con gli enti della provincia di Belluno, in primis con la provincia, con Confindustria e con le organizzazioni sindacali, e a seguito della crisi economica in provincia di Belluno è nato anche un fondo welfare, che è finanziato con contributi che arrivano dalle organizzazioni sindacali e dal mondo delle associazioni imprenditoriali, e abbiamo chiesto a questo fondo se dava realizzazione a questo nostro progetto, che nel frattempo aveva raccolto tutti questi numeri di contatti. Perché una volta raccolti i numeri di contatti, quello che era importante era come dare una risposta a questi giovani per metterli nelle condizioni di valutare se rientrare o no in provincia di Belluno in primis, in Veneto e in Italia. Dico in provincia di Belluno in primis perché poi Diego Cason lo dirà meglio di me. Noi praticamente siamo arrivati ad una situazione in cui perdiamo 3 abitanti al giorno, quindi oltre 1000 persone all'anno. E questo è un trend che va avanti da diverso tempo, e non vediamo interventi radicali che blocchino questa situazione. Allora, è nato con quei soggetti che vi ho detto prima questo accordo di realizzare uno sportello online che verrà finanziato da questo fondo welfare, che permetterà di far conoscere a tutti i nostri ragazzi e ragazze che sono fuori dai confini provinciali, di valutare qualora un ente pubblico o un'azienda privata ha bisogno di certe figure. Pensiamo che quest'anno sarà l'anno della realizzazione concreta e pratica dello sportello online, che dovrebbe aiutarci a portare una piccola goccia all'interno di questa problematica molto ma molto complessa. Quando parlavo prima dei dati del calo di 1000 persone, 1000 abitanti all'anno, mi veniva in mente, sentendo ieri alla televisione l'intervista al cardinale Ruini, che ha compiuto 90 anni ieri. Alla fine, oltre che lanciare un messaggio positivo nei confronti del futuro del nostro paese, attraverso anche, la domanda era attraverso il nuovo governo, alla fine però Ruini ha anche detto un'altra cosa: oltre che essere molto ottimista, e va bene così,
ha detto che il vero problema che abbiamo è quello della denatalità, cioè il calo di nascite. Allora provate a immaginare un calo di nascite che è ormai sviluppato non più a macchia di leopardo, ma soprattutto in montagna, a numeri che sono mortali. E questo è il grosso problema sul quale noi stiamo cercando di vedere. Qui vi mostro il giornale, dopo che sono stati eletti due ministri bellunesi di Borgo Valbelluna, hanno individuato le 10 priorità per il nuovo governo, no, per quanto riguarda Belluno. Beh, noi avremo bisogno di avere un'attenzione completamente diversa rispetto a quella che è stata fatta e che si sta continuando a fare anche in questi ultimi mesi, perché se ci sono notizie di inaugurazione, ci sono notizie di inaugurazioni non di centri commerciali da 800 metri, ma di mega centri. Hanno appena aperto Belluno, adesso si aprirà a Piederoba, che vuol dire distruggere quello che rimane anche delle potenzialità del basso Petrino. Cioè c'è tutta una situazione in cui l'impoverimento dei servizi e anche la nascita di questi nuovi enormi centri non farà che peggiorare la situazione. Ecco, io mi auguro che il fatto di avere due ministri veneti più altri due ministri veneti che sono da Belluno, si possa avere qualche risposta diversa. Questo è un tema, un problema che meriterebbe la priorità rispetto anche a altri temi che con le altre associazioni italiane attraverso l'UNAI abbiamo cercato di affrontare in questi anni. Chiudo nel dirvi che domani in una parte importante del mondo, e cioè in Sud America, in Brasile, ci sarà la giornata dell'immigrazione italiana in Brasile. Da alcuni anni c'è stato questo riconoscimento da parte del governo federale e sapete che anche in alcuni stati del Brasile anche l'insegnamento della lingua italiana è diventata obbligatoria in diversi casi, in diverse situazioni. Quindi per gli amici che magari sono collegati dal Sud America e che per noi rappresentano un serbatoio e una prospettiva di collaborazione e di lavoro enorme, auguro a loro tanti ma tanti auguri. Grazie. Grazie Presidente anche per averci dato questa panoramica di che cos'è l'Associazione Bellunesi nel mondo, e ci auguriamo anche noi che i nostri giovani italiani non debbano per forza emigrare perché costretti, ma perché lo vogliono di loro spontanea volontà. Quindi ce lo auguriamo tanto. Passiamo adesso la parola a Francesco D'Alfonso, che è delegato diocesano della Fondazione Migrantes e direttore della Caritas. Benvenuto. Grazie Giulia, un saluto cordialissimo a tutti, sia Delfina Licata, che conosco adesso di vista, diciamo, dopo esserci sentiti al telefono, gli amici dell'Associazione Bellunesi nel mondo e gli studiosi che hanno lavorato anche al bel rapporto Italiani nel mondo. E qui devo dire che mi ha colpito molto leggere il capitolo su Belluno, cose che magari sappiamo un po' per l'esperienza, per la vicinanza ai problemi, ma vederle così scritte in chiaro, nero su bianco, fa un po' di effetto. Ecco, anche pensando a quanto ha detto poco fa Oscar De Bona, a quello che appare come un destino non roseo per le nostre valli, per le nostre città, ma anche direi per tutto il nostro paese, no? Quello della denatalità e quindi anche dello spopolamento. Come ufficio Migrantes e Caritas, quindi in qualche modo una presenza consapevole della Chiesa rispetto a questi temi, devo dire che la Chiesa ha a cuore assolutamente la vita delle nostre comunità e quindi anche le problematiche che hanno a che fare con il destino, no? La prospettiva di futuro. Questi giorni si parla molto di futuro pensando anche ai progetti, no, del nuovo governo e ci si domanda appunto se dobbiamo guardarci all'indietro oppure aprirci a ciò che è davanti a noi. Direi che lo snodo tra il passato e il futuro che è davanti a noi è un po' quello
direi, tra il locale e globale, no? Una specie di confronto, conflitto, tensione, ma anche direi apertura tra tutto ciò che è locale, che è identitario, con quello che comporta anche di problemi, di legami culturali, di appartenenze, e quello invece che è globale, che è il mondo, no? L'apertura alle realtà di altri paesi, di altri territori, di altre culture. E quella cosa interessante è che in questo momento anche a Belluno il mondo è anche a casa nostra, cioè noi siamo aperti al mondo, il mondo è entrato in casa nostra e noi lo vediamo attraverso anche gli incontri con le comunità etniche presenti nel nostro territorio. Non sono molto numerosi rispetto ad altre province, per esempio del Veneto, però sono significative rispetto anche all'entità della nostra popolazione, anche in un territorio così ampio come quello della provincia di Belluno. E devo dire che queste comunità stanno vivendo probabilmente diciamo, le necessità, le tensioni, le aspettative che caratterizzavano anche la nostra immigrazione negli anni in cui si partiva non semplicemente come una scelta, no, di migliore sistemazione o una scelta di carattere culturale, o perché ci si sentiva a casa nel mondo, ma perché si era costretti, si era obbligati a partire. Ecco, molti di coloro che sono in mezzo a noi sono in questa fase, diciamo, di un inserimento faticoso, perché in qualche modo la causa della loro partenza, del loro paese, non è stata certamente la libera scelta per la grande maggioranza di loro. Quindi stiamo vivendo questo rapporto tra un locale che è il nostro, nostra identità, nostra cultura, nostre memorie anche di immigrazione, nostre relazioni con gli italiani nel mondo, che sono una famiglia molto, molto larga che la nostra associazione rappresenta in modo, direi, molto brillante. Io sono onorato di starci accanto. Ecco. Dall'altra, devo dire che questa globalizzazione delle relazioni che ci porta il mondo in casa ci mette davanti a delle sfide, che sono sfide anche di accoglienza, sfide di solidarietà, sfide di accettazione, di un confronto. Ecco, tra locale e globale credo che abbiamo grandi possibilità. Mi viene in mente quanto diceva San Giovanni Paolo II, negli anni in cui si cominciava a riflettere sulla globalizzazione, venivano in mente delle cose soprattutto negative. Lui diceva sì, è vero, ci sono fenomeni di carattere negativo, c'è il rischio della perdita di identità, c'è la speculazione economica, c'è la crescita delle disuguaglianze, ma diceva c'è una grande opportunità che è quella che abbiamo la possibilità di globalizzare i diritti umani. Io vorrei insistere su questo punto perché mi sembra che sia una delle chiavi di lettura del nostro tempo. Devo dire che in questo momento nel mondo, anche in Europa, pensando non tanto all'Unione Europea, ma anche all'Unione Europea, il tema dei diritti umani non è così scontato, no? Non è così scontato. Allora varrebbe la pena pensare che al centro del movimento tra locale e globale c'è comunque la persona, e qualunque persona umana merita la dignità, i diritti e la considerazione di ogni essere umano. Qui devo dire che mi è piaciuto molto leggere l'introduzione di Delfina, quei verbi, no? Partire, restare, no? Tornare, esistere. Beh, alcuni di questi direi il Papa li ha usati più volte nei messaggi, no, di questi ultimi anni, dai messaggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato a quelli della giornata mondiale della pace. Perché la libertà di partire o di restare, ma anche quella di tornare, alla fine significa appunto quella di poter esistere in condizioni di dignità, no? Come gli esseri umani meritano. E come del resto il mondo ha riconosciuto con tutte le dichiarazioni universali, no? Sui diritti dell'uomo, sui diritti umani, e poi nelle varie costituzioni dei paesi che hanno messo al centro della loro vita civile e sociale la democrazia. Ecco, oggi tutto questo non sembra più così scontato. Quindi noi ci misuriamo con questi fenomeni e dico la Chiesa è accanto, è dentro questo passaggio, questo snodo, ed è accanto a tutti gli esseri umani che vivono con fatica questo passaggio, a chi viene e a chi va, potremmo dire, no? E a chi viene vorremmo poter offrire amicizia, vorremmo poter offrire una agevolazione di inserimento, non è così semplice, purtroppo lo sappiamo, per tante ragioni, ma l'obiettivo deve essere questo, fare in modo che cresca la consapevolezza di quello che il Papa chiama la fraternità universale, no? Quella bella lettera enciclica Fratelli Tutti, che ha smosso, direi, forse
dovrebbe farlo ancora di più, no? Le coscienze di tanti, anche a livello politico, ci ricorda che la fraternità universale è un po' il versante, direi, più attuale, no? Delle relazioni tra esseri umani. Quindi che si parli di emigrazione, si parli di immigrazione, si parli di integrazione tra culture, di inserimento, di inclusione sociale, ciò che conta è che ogni essere umano merita di essere amato, accolto, considerato, e questo implica uno sforzo grande di un lavoro per la giustizia, una lotta contro le disuguaglianze e in modo particolare, ricordando quanto dice il Papa in più occasioni, una lotta contro l'indifferenza, perché c'è una globalizzazione che è molto negativa ed è quella dell'indifferenza globale, quella per la quale accadono fenomeni che non possiamo accettare in nessun modo, ma davanti ai quali sembriamo tutti impotenti, talvolta anche silenziosi. Cito come ultimo evento e fenomeno che ha colpito l'opinione pubblica quello dei profughi dalla frontiera croata a quella bosniaca, no? Della rotta balcanica, dove sembra che anche l'Europa sia un po' silente in questo momento, e a parte alcune voci, diciamo, che richiamano un senso di corresponsabilità per la vita di queste persone, al momento si preferisce lasciarle nel limbo, un limbo ghiacciato, nevoso, nel territorio della Bosnia. Ecco, su questo credo che dovremmo riflettere molto. Ecco, come ufficio, diciamo, pastorale a livello della nostra diocesi, siamo molto impegnati nell'incontro con le diverse comunità, con le diverse culture, partecipiamo anche ai tavoli che sono importanti a livello comunale, ad esempio provinciale, attorno al tema del coordinamento della rete immigrazione, ma evidentemente occorrerebbe uno sforzo anche di promozione culturale molto più ampio per favorire presso la nostra gente anche una sensibilità maggiore di accoglienza e di solidarietà, che ricordi in fondo le nostre passate esperienze e sappia considerare quelle degli altri un po' come esperienze di famiglia, ecco, una famiglia allargata, potremmo dire, quella fraternità universale cui il Papa ci invita a pensare. Quindi ringrazio ancora tutti della vostra presenza, saluto molto cordialmente, con amicizia, gli italiani sparsi in tutto il mondo, tutte le comunità, e direi proprio sentiamoci davvero fratelli, amici, e promuoviamo la fraternità e l'amicizia dovunque siamo e comunque possiamo. Grazie a tutti. Grazie per il suo intervento. Lei poi ha utilizzato delle parole molto importanti che sono diritti umani, solidarietà, accoglienza, esseri umani, e onore a voi, insomma, per per le cose che fate nel vostro ufficio. Delle volte magari ci dimentichiamo che siamo stati emigranti anche noi. Quindi le sue parole sono molto importanti e sono da tenere sempre in considerazione. Molte grazie. Adesso entriamo un po' nel vivo del dibattito, perché passiamo la parola a Delfina Licata. È stato un po' difficile per i nostri ospiti, devo fare un po' il riassunto del loro curriculum, perché hanno degli studi pazzeschi e fanno delle cose veramente straordinarie. Allora, Delfina Licata è sociologa, è referente dell'area ricerca e documentazione della Fondazione Migrantes e studia le tematiche legate alla mobilità umana, in particolare l'immigrazione italiana ed immigrazione in Italia. Inoltre è caporedattrice del rapporto Italiani nel mondo, sempre della Fondazione Migrantes, e Delfina Licata ci offrirà uno sguardo un po' in generale di questo volume e anche dei dati del fenomeno dell'immigrazione. Prego Delfina, a lei la parola. Grazie Giulia, e comincio proprio da questa parola, grazie per aver organizzato questo incontro che dà la possibilità, ecco, di essere presenti tutti anche se a distanza. Un caloroso saluto anche a chi ci sta seguendo online perché è bello insomma rispondere positivamente anche a una collaborazione storica che abbiamo con l'Associazione Bellunesi nel Mondo e con il suo presidente Oscar De Bona. Questa videoconferenza entra a pieno titolo negli eventi organizzati per festeggiare il 15° compleanno del rapporto Italiani nel mondo, perché è un'occasione unica di confronto tra amici e studiosi stimati, che
che questa storia, ecco, degli ultimi 15 anni l'hanno vissuta con me da caporedattrice, ma ecco, qui ci sono diversi coautori e in realtà due persone del comitato scientifico, perché anche Riccardo Giumelli, oltre a Tony Ricciardi, ne fanno parte del comitato scientifico appunto del rapporto Italiani nel mondo. Il rapporto Italiani nel mondo appartiene a ciascuno di noi, è uno strumento condiviso. Io ho l'onore di essere la caporedattrice di una redazione che in 15 anni è arrivata a contenere oltre 750 studiosi dall'Italia e dall'estero. È un progetto culturale con il quale tutti insieme abbiamo scritto la storia di un paese e del suo popolo, richiamando l'attenzione, quando nessuno lo faceva, su un tema che oggi è balzato in testa all'agenda dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni, appunto il tema delle partenze dall'Italia. In questo il Veneto gioca un ruolo fondamentale perché con la sua storia e il suo presente è simbolo indiscutibile del cambiamento e della ricchezza di questo fenomeno. Protagonista indiscusso del passato il Veneto, fu soprattutto il Veneto a fornire i maggiori contingenti, quasi il 30%, specie prima del 1895 era un italiano su due tra i migranti italiani a spostarsi, appunto era di origine veneta, e due assi portanti, ce lo ricorda quello che è il nostro manuale, la storia dell'emigrazione italiana, arrivi e partenze. Due assi portanti erano quelli che caratterizzavano i veneti del tempo: la famiglia da un lato e anche il fatto di essere accompagnati nel fenomeno della mobilità da tanti sacerdoti di origine veneta. Ma non ha scritto soltanto la storia dell'emigrazione dall'Italia. Il Veneto è protagonista del lungo cammino della storia dell'emigrazione di ieri e della mobilità di oggi dell'Italia, e che ha portato oggi ad essere caratterizzato da una comunità ufficiale, quindi iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, di circa 457.000 persone di origine veneta, il 9,3% del totale regionale. È comunque sempre il Veneto protagonista del nostro presente, perché è la seconda regione per numero di partenze dall'Italia oggi dopo la Lombardia. Leggere la storia dell'Italia e delle singole regioni attraverso la tradizione migratoria ci dà la cifra di quanto le migrazioni di ieri e la mobilità di oggi siano elementi distintivi dell'Italia rispetto ad altri paesi europei e del mondo. Questa lettura si fa sempre più urgente perché tutti i contesti regionali, ad esclusione di Lombardia ed Emilia-Romagna, nell'ultimo anno hanno perso abitanti, mentre gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero continuano ad aumentare, e siamo consapevoli che questo anagrafe non riesce a inglobare tutte le realtà, e che è un'anagrafe che va sicuramente modificata, aggiornata rispetto a quella che è la mobilità italiana di oggi, e che quindi è una mobilità che possiamo definire complessa, strutturale e precaria. Da tempo ci si trova a che fare con un'Italia in cui il malessere demografico imperversa spietato, l'unica comunità che cresce di un'Italia sempre più longeva e spopolata è quella che risiede all'estero. Ce lo ricordava bene il presidente De Bona prima. Negli ultimi 15 anni questa crescita degli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che per noi diventa base, ecco, fonte ufficiale e base numerica di riferimento, anche se siamo consapevoli, come dicevo prima, che sia una fonte sottostimata. Dicevo, la crescita in questi ultimi 15 anni, quindi da quando è iniziata l'avventura del rapporto Italiani nel mondo, è di oltre il 76%. Nell'ultimo anno 258.000 iscritti, di questi la metà per la sola motivazione espatrio. Significa che nell'ultimo anno 131.000 persone, ma siamo oltre le 100.000 unità ormai dal 2014, lasciano l'Italia e si iscrivono all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, il che significa che hanno tutta l'intenzione di non tornare per un lungo periodo. E
di questi 131.000, oltre 15.000 appunto sono partiti dal Veneto, e questo mi dà la possibilità di ecco, descrivere un primo errore di narrazione che noi abbiamo voluto sdoganare nell'edizione del 2020, ovvero quello che solitamente, ecco, nella narrazione si dice che le partenze sono soprattutto dal nord Italia, quindi dalla Lombardia e dal Veneto. Questo è vero quando andiamo a considerare il valore assoluto. Quando poi invece ci caliamo nei territori, e noi quest'anno l'abbiamo voluto fare, ecco perché lo speciale è dedicato alle province, ed ecco perché abbiamo la possibilità questo pomeriggio di parlare di ben 3 province del Veneto, vediamo che il problema non è tanto nord-sud del paese, ma si gioca tra aree interne e città, e questa differenza, questo divario lo si riconosce tanto al nord quanto al sud, quindi attraversa tutta l'Italia, solo che al sud diventa una doppia perdita, quindi un primo percorso migratorio dalle regioni del sud verso le regioni del nord, e anche a cui si aggiunge la mobilità verso l'estero. E chi sono questi italiani? E richiamo le 3 parole chiave che ho detto prima. È una mobilità strutturale, e lo abbiamo visto con le crescite, ecco, col numero, con i dati prima riportati. È una mobilità complessa, perché appunto c'è una molteplicità di profili. Quando mi si chiede ma chi sta partendo dall'Italia, basta vedere che quei 131.000 si possono distinguere in 4 grandi gruppi. Il 41% sono giovani fra i 18 e i 34 anni, un altro 24% ha fra i 35 e i 49 anni, quindi il grosso che sta partendo in questo momento, sta lasciando l'Italia in questo momento, sono giovani e giovani adulti, quindi nel pieno delle loro capacità di creatività e di professionalità acquisite nella formazione in Italia. Un 20% sono i minori, siamo intorno alle 26.500 unità, di cui oltre 15.000 hanno meno di 10 anni, quindi stanno lasciando l'Italia sempre più nuclei familiari giovani, che appunto all'estero, soprattutto nel primo periodo del loro progetto migratorio e soprattutto quando i loro figli non sono in età scolare, hanno bisogno, ecco, di un'assistenza, possiamo dire, familiare proprio per i loro figli. Ed ecco che abbiamo individuato questo elemento da un paio di anni, ovvero il trascorrere periodi alternati, 6 mesi i nonni paterni, 6 mesi i nonni materni all'estero, in accompagnamento e in sostegno di questi nuclei familiari, e questo periodo, ecco, alternato finisce per molti per diventare completo trasferimento anche di chi in realtà ha un'età, ecco, che va appunto dai 50 in su. Ma questa classe di età quindi è caratterizzata anche da quelli che abbiamo definito migranti maturi disoccupati, ovvero quelli che sono purtroppo presi, attanagliati, sorpresi dalla condizione di inoccupazione in Italia, di disoccupazione, che quindi tentano la strada dell'estero, soprattutto in Europa, alla ricerca di una nuova occupazione. E poi c'è un 4,6% di persone oltre i 65 anni, e qui si apre il grande dibattito della migrazione previdenziale tra coloro i quali hanno una pensione più che dignitosa e che quindi vanno in quelle che in un articolo di giornale sono state definite spiagge INPS, e coloro invece i quali con una pensione minima cercano quei luoghi defiscalizzati dove poter vivere una vita dignitosa rispetto a quello che potrebbero fare in Italia. Si tratta in questo momento di una mobilità sempre più euroamericana, sempre più europea. Di queste 131.000 persone, oltre il 73% si sono dirette in Europa, un 20% in America, sono partiti praticamente da tutti i contesti provinciali e sono andati in 186 destinazioni differenti. Ancora una volta la ricchezza, ecco, delle destinazioni, che è un elemento che contraddistingue da sempre l'Italia della mobilità.
È una mobilità, l'ultima parola che ho richiamato prima, precaria. Precaria perché si continua a spostare nel tempo e nello spazio, seguendo magari un lavoro che non è fisso, non è stabile. Ecco perché abbiamo chiamato i nostri migranti stabilmente in movimento. E questo mi permette di ritornare al grosso problema dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Questo continuo spostarsi non è più contemplato, ecco, non riesce più ad essere contemplato nell'elemento dell'obbligo, ecco, dell'iscrizione all'anagrafe, che appunto vale per tutti coloro i quali hanno intenzione di trascorrere oltre 12 mesi di permanenza all'estero. Nel momento in cui il processo migratorio è precario perché continui spostamenti con diverse possibilità di rientro in Italia, bisognerebbe lavorare appunto per restituire e orientare diversamente le motivazioni, gli elementi per iscriversi appunto all'anagrafe, e permettere a noi studiosi di poter avere anche dei dati statistici migliori e più inglobanti delle diverse della complessità della mobilità che ho richiamato. Perché ci si sposta? Ecco, fermandoci al grosso, quindi ai giovani adulti, in realtà anche qui un problema di narrazione. Si dice sempre che si spostano gli altamente qualificati e lo si fa per motivo di lavoro. Noi oltre ai dati statistici affianchiamo una metodologia qualitativa, ci rendiamo conto che in realtà il lavoro è un elemento di una motivazione molto più complessa, che è la realizzazione della persona, che è anche la realizzazione professionale, ma è diciamo un completamento della persona che viene ricercato in un posto diverso rispetto a quello in cui si è, perché magari non è rispondente a quelle che sono le proprie esigenze. Quindi una realizzazione che passa attraverso anche un lavoro e attraverso anche una retribuzione dignitosa. E qui vengo a un secondo errore di narrazione che abbiamo cercato di sdoganare. Si narra sempre degli altamente qualificati. Noi in 15 anni abbiamo visto come la crescita diciamo di coloro che sono partiti con una laurea del più 193%, di coloro invece che sono partiti con un diploma arriva a 100 punti percentuali in più, ovvero al 293%. Quindi sì, gli altamente qualificati che hanno percorsi migratori sicuramente più facilitati, a volte hanno già un contratto di lavoro in tasca e sanno delle mete già prefisse, ma il grosso è caratterizzato da persone diplomate, quindi con titoli medio-alti, che vanno all'estero alla ricerca di lavori generici, e questo produce anche una narrazione diversa, e che a noi, soprattutto il rapporto, ecco, lo diceva bene prima il diacono Francesco D'Alfonso, nasce all'interno della Chiesa proprio per rispondere alla necessità di conoscere e quindi operare, e quindi abbiamo anche il dovere di narrare le cose come stanno, anche per questo ulteriore motivo, oltre che per un elemento di scientificità. E la verità, la realtà sta in percorsi migratori a lieto fine, ma in tanti percorsi che purtroppo non hanno lieto fine, ma sono dei fallimenti, e quindi il lavoro sottopagato, il lavoro nero, il lavoro irregolare, ma anche gli italiani detenuti nelle carceri del mondo, ma anche fenomeni di marginalità e povertà, ma anche l'avvento di problematiche di livello psicologico se non psichiatrico che abbiamo rilevato quest'anno attanagliano tanto i percorsi di falliti e tanto anche i percorsi che invece degli altamente qualificati, ovvero di persone che apparentemente stanno bene, ma il loro dover sempre dimostrare al massimo capacità, competenze e creatività può portare a una perdita del proprio senso di orientamento e della propria identità. Richiamo in conclusione la questione dei diritti che ha prima richiamato il diacono Francesco D'Alfonso, perché ecco, ci si sposta per la realizzazione del sé, il che significa effettivamente che al centro è una persona, la persona migrante, che è un continuo fluire, un continuo cambiare. Questo è un ulteriore elemento di necessità per noi studiosi di affrontare
affrontare il tema costantemente, sentendoci scomodi, producendo studi, approfondimenti continui e costanti. E quindi questo nostro rivolgerci alle persone ci deve dare il senso di una sintesi delle necessità delle persone migranti, che possono essere sintetizzate effettivamente dai diritti universali dell'uomo, che il primo dei quali è la libertà di spostamento e quindi la libertà di partire, il diritto alla partenza, una partenza che però non deve essere malata come quella italiana in questo momento, cioè che è unidirezionale e non circolare, quindi deve esserci oltre la partenza anche la possibilità di poter tornare, cosa questa che purtroppo in tanti che sono all'estero continuano a dirci che non è fattibile, e che si lega anche a cercare di realizzare un'Italia attrattiva non soltanto per i migranti italiani ma anche per i migranti di altra nazionalità, questa circolarità che dovrebbe essere europea e che lo è per altri paesi ma per l'Italia ancora non è, il diritto a restare per chi appunto non vuole sperimentare questo processo e che poi viene ad inglobare questo diritto più grande all'esistenza felice. E questa esistenza felice, per me, permettetemi e chiudo, è un po' il simbolo di questa esistenza felice è Arturo Di Modica, che è venuto a mancare proprio la notte scorsa e che io avrei dovuto conoscere, ma purtroppo il Covid non me l'ha permesso. È uno scultore italiano che ha realizzato la statua del toro di Wall Street, ha poi realizzato un toro più giovane per la borsa cinese e che era impegnato e purtroppo non è riuscito a finirlo in quest'opera per i cavalli del Lipari, per appunto Vittoria, il suo paese natio, ed è un po' l'esempio, il simbolo di questi diritti. Ecco, questo elemento della necessità comunque di conoscere il mondo, di lavorare per il mondo, donando la creatività, la propria sapienza, le proprie capacità, ma di avere sempre un occhio di riguardo per i luoghi in cui si è partiti. E questo elemento che poi io ho riconosciuto all'interno dei saggi di approfondimento che adesso i co-coautori del rapporto Italiani nel mondo 2020 ci descriveranno. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Delfina, poi immagino che non sia assolutamente facile fare una ricerca di questo tipo sulle migrazioni italiane, poi vabbè in questo caso del Veneto penso sia una cosa anche molto complessa, però allo stesso tempo fondamentale per conoscere anche le vere cause delle partenze di questi giovani. E speriamo appunto, come ha detto lei, che non debba essere per forza una partenza malata, quindi essere costretti, ma partire anche di propria volontà, no? Perché si vuole partire, perché si vuole scoprire, ma avere anche la possibilità poi di poter ritornare. Quindi ancora complimenti per i suoi studi e grazie mille per il suo intervento. Grazie. E adesso invece passiamo alla parte del bellunese. Grazie a Dino Bridda e Diego Cason, io vi presento tutti e due assieme perché entrambi parlerete appunto della situazione del bellunese. Dino Bridda è un giornalista freelance, è direttore responsabile del mensile ABM, ma anche del trimestrale In Marcia della sezione Alpini di Belluno. È collaboratore anche del Gazzettino, è molto impegnato nell'associazionismo e ha pubblicato numerosi articoli e saggi sulla storia di Belluno, l'emigrazione bellunese, le tradizioni del nostro territorio. Diego Casone è laureato in sociologia a Trento con una tesi sulla storia e storiografia delle regioni cadorine. È stato docente in discipline economiche presso l'Istituto Catullo e ha pubblicato 42 lavori di ricerca sociologica. Inoltre è stato uno dei fondatori di Belluno Autonoma Dolomiti Regione. È vicepresidente dell'ISBREC, ovvero l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, inoltre consulente della provincia di Belluno. Come ho detto prima, è difficile fare un riassunto del curriculum di questi ospiti perché sono veramente enormi, quindi spero insomma di aver reso giustizia ai vostri lavori e a tutte le ricerche che avete svolto. E io lascio la parola a Dino Bridda e poi anche a Diego Cason, quindi prego. Grazie Giulia, buon pomeriggio a tutti. Il titolo che avevamo dato al nostro intervento sul rapporto era Flussi migratori dall'unità d'Italia ad oggi. E questo fa spavento subito perché ci vorrebbe una settimana per farne solamente una sintesi, non spaventatevi. Io lascerò poi dopo l'assist all'amico Diego Cason
perché il giornalista imprestato alla storia, che è sottoscritto, deve lasciare poi lo spazio al sociologo con i numeri e le statistiche. E quando mi ritrovo a parlare di emigrazione bellunese, soprattutto della storia dell'emigrazione bellunese, mi pongo sempre una domanda, ma quando è cominciata? E come è cominciata? Non spaventatevi, ma è cominciata molto, molto tempo fa, ancora negli inizi del secolo XV, ed è durata, almeno per quanto riguarda il rapporto che questo territorio ha avuto con la Repubblica Serenissima di Venezia, fino alla fine del 1700. Motivazioni. Beh, sullo sfondo c'è sempre un quadro economico molto pesante, siamo sempre stati in balia di calamità naturali, di incendi, eccetera, che non accadono solamente oggi. Il nostro territorio è fragile, ma era fragile anche allora. In più, quando il lavoro del bosco era fermo, la campagna non poteva essere coltivata, si emigrava per alcuni mesi all'anno, migranti stagionali, dalla montagna veneta si scendeva verso la pianura della Serenissima, ma anche verso la pianura padana, le città della pianura padana, anche dopo, quando fummo assoggettati all'impero asburgico attraverso il regno lombardo-veneto. Che cosa si andava a fare? I mestieri che sapevamo fare, i mestieri secolari, i mestieri di strada, gli ombrellai, i bottai, gli stracivendoli, i calderari, i stagnini, i carradori. E poi aggiungiamo anche, in pieno Ottocento, anche il fenomeno interessante dei seggiolai, che sono tipici della montagna veneta e bellunese in particolare. E aggiungiamoci anche il fenomeno tutto singolare e importante delle baglie da latte, fenomeno che si arresta solamente negli anni 50 del secolo scorso. Cade la Repubblica di Venezia, 1797, passa come una meteora il buon Napoleone, arriva il Lombardo-Veneto, e qui comincia un mezzo secolo di gravissime difficoltà. Alluvioni, incendi, carestie, molti raccolti andati a male, epidemie purtroppo accadevano anche allora e non solamente oggi. Insomma, c'è un alto tasso di povertà e questo porterà a successive ondate migratorie. A metà dell'Ottocento noi siamo già circa il 12% che ce ne va della popolazione residente, e gli stagionali erano circa 12.000 all'anno, e sono tanti su 170-180.000. Dove si va? Soprattutto nelle regioni dell'Europa centrale e dell'Europa orientale. C'erano buone offerte di lavoro dagli grandi imperi, l'asburgico, il prussiano e lo zarista russo, perché stavano costruendo le grandi infrastrutture, per cui c'era necessità di avere muratori, scalpellini, carpentieri, capimastri, insomma, ma che fossero anche di riconosciuta abilità come lo erano quelli della montagna veneta. Possiamo dire che il tessuto edilizio di grandi città come Varsavia, Budapest, San Pietroburgo, Mosca, addirittura anche Ankara, portano la firma bellunese, così come porta la firma bellunese portano tante linee ferroviarie, ad esempio anche la mitica Transiberiana. Arriva il Regno d'Italia, 1866. La situazione economica non migliora. In più c'è un problema. La popolazione bellunese, la popolazione della montagna veneta, era stata abituata prima ad una forma di rapporto con la Serenissima, nel quale la Serenissima stessa era molto rispettosa delle autonomie di governo della montagna. La situazione successiva, che occupa praticamente la prima metà dell'Ottocento, cioè quella sotto il Lombardo-Veneto, è un'amministrazione, come sappiamo benissimo, molto ferrea, molto rigida, ma soprattutto molto ordinata. E quindi trovarsi di fronte ad un Regno d'Italia, invece si presentava in un modo un po' diverso, dobbiamo dire, quindi un'amministrazione un po' più lasca, un po' meno ferrea, e con la difficoltà anche di capirsi, porta di nuovo ad un'altra ondata di emigrazione. Anzi, dobbiamo dire che gli anni 70 del secolo XIX sono gli anni della grande emigrazione. Americhe, quindi Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Messico, Stati Uniti. Più tardi arriverà anche il Canada. È una diaspora in parte favorita per certi aspetti, ma stiamo attenti alla parola favorita,
dalla Chiesa locale, che è molto preoccupata delle condizioni di povertà delle famiglie che sono affidate alla cura pastorale dei nostri parroci. Ma in parte, purtroppo, questo era un lato positivo per certi aspetti, ma il lato negativo dato dal fatto che invece circolavano dei sedicenti agenti di immigrazione che prospettavano l'Eldorado al di là dell'oceano, e poi questo Eldorado, una volta arrivati, una volta vendute anche tutte le proprietà nel paese di origine, si rivelava tutt'altra cosa. Però imperava in quel momento un detto molto, molto crudo: povertà per povertà, meglio tentare l'avventura sperando in un futuro migliore. E questo fu soprattutto per i nostri emigranti che andarono in Sud America, che è poi la realtà che noi abbiamo scoperto e riscoperto negli ultimi 30-40 anni. Se dovessimo dare una definizione, per deformazione professionale devo dare delle definizioni e fare dei titoli. Se dovessi fare un titolo dell'emigrazione bellunese nell'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento, direi buco nero. È un buco nero totale, perché gli espatri arrivano a rasentare il 20% della popolazione residente. Ci sono delle medie annue che su 170.000 e poco più abitanti che rasentano i 27-28.000 persone. Quindi è una emorragia molto pesante, una diaspora veramente molto molto pesante, anche se c'era tra l'altro un tasso di crescita piuttosto consistente, che spingeva proprio perché ovviamente ci fosse una valvola di sfogo. La valvola di sfogo era sicuramente l'emigrazione. Un dato solamente, perché non voglio fare dei numeri a Diego Casò, ma insomma pensiamo che lungo l'arco di tutto l'Ottocento in questa provincia siamo aumentati del 65%. Quindi voi capite come questa è una pressione notevole, è una pressione, e non si può fare nient'altro che andarsene. La torta è quella che è, scusate se adotto questi termini piuttosto brutali, e la popolazione è in continua crescita, una valvola di sfogo bisogna assolutamente provarla. Quindi quando nacque questa associazione, 1966, come ricordava il Presidente De Bona prima, molti ci dissero: ma che cosa mettete a fare in piedi un'associazione per chi? Ormai l'immigrazione non esiste più, non è un fenomeno che ci riguarda. Invece ci riguardava benissimo, tant'è vero che proprio negli anni 70 l'evoluzione della nostra stessa associazione fece sì che si aprirono improvvisamente degli squarci interessanti sulla realtà degli emigranti bellunesi sparsi per il mondo, sia in Europa che anche oltreoceano. E non è a caso che le feste che si facevano nel sud del Brasile negli anni 70 furono molto spesso il trait d'union che aprì la porta fra Belluno e quei territori. E ancora oggi siamo in contatto con una ulteriori fasce di generazioni di discendenti che ci rivelano una realtà straordinaria, perché è una realtà tra l'altro rimasta tale e quale quella di 100 e più anni fa. Bene, detto questo, di questo buco nero che si ritrova nell'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento, veniamo all'inizio del Novecento. C'è un piccolo rallentamento nel decennio che va prima della Prima Guerra Mondiale. Ma bisogna anche dire che in questi anni noi siamo la provincia italiana con il più alto tasso di emigrazione davanti a Udine e davanti a Sondrio. Quindi ancora una volta siamo protagonisti, molto protagonisti. Abbiamo a passare via la Grande Guerra. Nel primo dopoguerra c'è una ripresa dei flussi in qualche modo, ma c'è anche una contrazione degli espatri. Bisogna anche tener conto che in questo momento, Diego Casò sarà più specifico sull'argomento, ci sono anche delle difficoltà di rilevazione dei dati, ma c'è anche un rallentamento dato da una migrazione interna, perché è il momento delle bonifiche dell'agrofontino, dell'agro-romano. La toponomastica in mezza provincia di Latina è una toponomastica che parla bellunese, parla veneto.
Grazie Dino per questa prima parte. Scusa Giulia, devo finire. Ah, perdonami. No, Pensavo avesse finito. No, prego. No, ma è veloce perché poi dopo non posso portare via i dati a Diego Cason. Veniamo al secondo dopoguerra, cioè veniamo a momenti più vicini a noi. In sostanza ci sono sempre 4, 5, 6, 7, 8 mila immigranti temporanei nei vari quinquenni che si succedono dal 1950 in poi. E quando qui si cantava vittoria all'inizio degli anni 70, perché si diceva, da parte politica soprattutto, l'immigrazione bellunese non esiste più, arriva la famosa, se vi ricordate, crisi del petrolio, che rispedisce di nuovo all'estero molta della nostra manodopera. E in quegli anni 70, anni 80 del secolo scorso, non c'era un cantiere in giro per il mondo che non avesse manodopera bellunese, diretta magari dai nostri molto apprezzati periti minerari, ad esempio. Quindi non era assolutamente finita l'immigrazione, si era evoluta in un altro modo, e quando arriviamo alle soglie del 2000, ed è qua che dovevo arrivare per finire, quando arriviamo alle soglie del 2000 succede quello che Delfina Licata ci ha appena detto, in sostanza, la nuovissima immigrazione data dalle generazioni più giovani, data dai cosiddetti millennials o da quelli che sono nati al massimo negli anni 90 del secolo scorso. E c'è una nuova immigrazione che quindi ci fa anche dire che la situazione come la nostra, il bellunese nel mondo, ha ancora tutto il diritto di esistere, ma soprattutto ha materia per lavorare, materia per operare, e lo può fare proprio appunto anche mettendo assieme questi giovani di bellunuradici.net con quelli della mia generazione che riportano a loro la memoria storica di quasi 200 anni di immigrazione. Mi fermo qua. Grazie Dino, e perdono ancora l'interruzione di prima, e grazie per aver spiegato un po' la prima parte di questa vostra ricerca. E adesso però lasciamo parola a Diego Cason, che continuerà a raccontarci un po' della storia di immigrazione nel bellunese. Sì, è un vero piacere condividere con voi Scusa Diego, non riusciamo a sentirti bene purtroppo. Ah, così mi sentite meglio? Sì, molto meglio. Oh, bene, perfetto, facciamo grazie. così. Sì, volevo fare una brevissima premessa, no, che deriva dalla lettura dell'intero rapporto e che dà un po' il quadro interpretativo della nuova migrazione a partire dal 2000 in poi anche in provincia di Belluno. E cioè sono accaduti 3 fatti che hanno sostanzialmente ristretto le dimensioni del mondo. Il mondo si è un po' ristretto, diciamo così, no? Allora, le conosciamo tutti evidentemente, ma vanno ricordate, e cioè il flusso di informazioni, la costruzione di una rete informatica, e da cui deriva la globalizzazione economica, che però non è una globalizzazione equilibrata, e che risente ancora degli squilibri del Novecento nella distribuzione della ricchezza e nella distribuzione delle opportunità. È evidente che questi 3 aspetti qui hanno avuto anche effetti locali e che vanno analizzati con attenzione. Per quanto riguarda l'osservatorio della provincia, alcune cose sono già state dette, non le ripeto, ma il flusso migratorio sostanzialmente è andato a esaurirsi nella seconda metà degli anni 90 e è ripreso dal 2000 proprio per effetto di queste 3 trasformazioni. E quello che diceva Delfina prima è assolutamente vero, e cioè che la nuova immigrazione riguarda più le periferie che i centri urbani, ed è determinata proprio dai 3 elementi che ho detto prima, più un quarto, che è la tendenza sempre più veloce, sempre più rilevante come dire, scegliere i centri urbani come luogo di sviluppo delle proprie capacità e anche luogo di residenza. Da pochi anni abbiamo invertito il rapporto tra i residenti nelle aree periferiche e i residenti nelle aree urbane a favore di quelli nelle aree urbane, e le proiezioni, che sono sempre un po' un azzardo dal punto di vista, diciamo così, analitico, perché non sappiamo mai
cosa può accadere. Infatti, come avete visto, l'evento del Covid ha in qualche maniera inceppato almeno un paio di questi fenomeni globali che hanno portato a trasformazioni in sede locale. Ma insomma la tendenza è quella di andare sempre più verso l'area urbana. Nel bellunese questo aspetto qui si sente, come dire, prima e in maniera più, come dire, acuta, come tutte le aree periferiche, perché in tutti i luoghi in cui la produzione del valore aggiunto non è sufficiente per creare un benessere adeguato, è evidente che la migrazione per motivi di lavoro, che resta comunque quella più importante, anche se è cambiata negli ultimi anni, è un evento automatico. Noi, per quanto riguarda l'esperienza delle aree montane, in particolare alpine, sappiamo bene che la produttività di valore aggiunto qui è, come dire, insufficiente e pertanto va integrata. E la migrazione temporanea, e talvolta in passato anche la migrazione definitiva, è servita proprio a questo, a permettere alle famiglie di mantenere un livello di vita adeguato. La sofferenza delle aree periferiche o delle aree fragili periferiche è cosa nota, insomma, in sociologia, è conosciuta, c'è una sterminata bibliografia, ma quello che normalmente non viene considerato è che non tutte le aree periferiche sono uguali. Ad esempio, per quanto riguarda il bellunese, è sicuramente una situazione atipica, perché qui vi è una struttura manifatturiera presente dalla fine degli anni 60 che in qualche maniera ha arginato per tutta la seconda metà del Novecento una parte del flusso migratorio, da un lato. La globalizzazione ha messo in difficoltà questo tipo di situazione, però non dimentichiamo che qui vi è una struttura produttiva che esporta l'80% del prodotto, quindi che è fortemente innestata dentro il fenomeno della globalizzazione e della condivisione delle informazioni tramite la rete informatica, insomma. Perché se no diamo una visione un po', come dire, ruralistica, ma in realtà qui si assiste al mix di questi due elementi, e cioè un territorio che molte volte è insufficiente in termini produttivi, ma anche una realtà, diciamo così, manifatturiera produttiva che molte volte è all'avanguardia. In queste contraddizioni qui si inserisce la nuova mobilità. Due informazioni per coloro che ci ascoltano, e cioè un fatto che le periferie in quota hanno perso residenti per due fenomeni che nel bellunese si sommano in termini negativi, o meglio, in una prima fase fino al 2012 e 2013, cioè fino alla prima crisi economica, in realtà c'era il saldo naturale negativo. Noi perdiamo sostanzialmente circa 800 900 persone l'anno perché non nascono abbastanza, non ci sono abbastanza nascite, e naturalmente per l'invecchiamento della popolazione ci sono più decessi che nascite, e quindi questo saldo negativo. Allora, dicevo, fino al 2008 il saldo migratorio era positivo proprio per la presenza delle manifatture che attiravano un certo numero di migranti. Noi oggi siamo 200.000 abitanti. Di questi 200.000 abitanti ce ne sono circa 10.000 che sono residenti ma di nazionalità straniera, e come dicevo prima abbiamo un flusso migratorio che ci porta via più o meno 400-600 persone l'anno, soprattutto giovani, e quindi che aggiunge un altro elemento di difficoltà, soprattutto per i territori in quota. Tanto per aggiungere un'altra informazione, qui abbiamo 62 comuni in tutto, scusatemi, solo 4 di questi comuni negli ultimi 10 anni e solo 6 di questi comuni negli ultimi 20 anni hanno segnato una modesta crescita. Tutti gli altri hanno perduto residenti. Ecco, quindi questo fenomeno qui della migrazione bellunese va inserito dentro a una realtà demografica che non è diversa da quella nazionale o da quella regionale, ma che segna più acutamente quei fenomeni di mancanza di ricambio della popolazione attiva e mancanza di opportunità per le giovani generazioni. Questi due fenomeni qui sono alla base dei nuovi flussi migratori.
Detto questo, vale la pena soffermarsi un attimo su un paio di dati. Se noi, che però non sto lì a perdere tanto tempo su questo, noi dal 2010 al 2019 registriamo circa 14.000 nuovi iscritti all'anagrafe internazionale, cioè all'AIRE, il che vuol dire che sostanzialmente in 10 anni se ne sono andati dalla nostra provincia in modo che non può essere sommato in modo banale, perché poi tra questi ci sono quelli che rientrano e quelli che vanno, eccetera, ma insomma sono 14.000 persone che hanno scelto di trovare delle opportunità occupazionali o di altro genere all'estero. Allora noi, considerando tutti questi aspetti qua, dovremmo interrogarci oltre che sul fatto che soprattutto i giovani al di sotto dei 30 anni se ne vanno in cerca di nuove opportunità, dovremmo interrogarci anche sull'altro polo della questione. Come mai i territori marginali, chiamiamoli così, o periferici se volete, o rurali o montani, chiamatelo come volete, questo aspetto qui, non sono capaci di costruire strutture economiche in grado di esercitare una forza attrattiva, e cioè quello che Delfina prima chiamava il flusso circolare della migrazione, qui si manifesta solo per la fase di chi se ne va, mentre la fase di chi è attirato qui in una realtà che pure ha nelle attività manifatturiere e nelle attività turistiche buone opportunità di attrazione e anche buone opportunità di reddito, tutto sommato, soprattutto per esempio per quanto riguarda la migrazione che può avvenire da paesi della nuova Europa, ma anche da paesi extraeuropei, insomma. Eppure non si riesce in queste comunità marginali del Bellunese a creare un'adeguata capacità di attrazione e di, come dire, potremmo chiamarla fidelizzazione dei migranti che pure ci sono. Tanto per dare un'altra informazione e vado a concludere, noi avevamo bisogno prima del Covid ogni anno di circa 9-14.000 persone ogni anno per far funzionare il nostro sistema di accoglienza turistica, perché non ci sono qui abbastanza figure professionali, da quelle più elevate a quelle meno elevate, per far funzionare il nostro sistema ricettivo. Come mai questo sistema, che pure funziona per 6 mesi l'anno, a volte anche 7, dipende dalle stagioni, insomma, non è stato in grado di consolidare la presenza di queste persone, in grado di sostituire almeno parzialmente altre persone, soprattutto giovani, che cercano all'estero opportunità occupazionali per motivi di reddito, ma anche per motivi di carriera, e cioè di opportunità di lavoro. Alcuni lavori proprio non ci sono. Se uno si laurea in ingegneria nucleare o in astrofisica ed è bellunese, non può trovare occupazione nel Bellunese, perché non ci sono queste opportunità qui. E questo sta dentro alla normalità dei rapporti, dentro a quello che noi vediamo essere il nuovo mondo. Essendoci ristretto, oggi spostarsi per lavoro da Belluno a Berlino non è una cosa che ci deve, come dire, scandalizzare più di tanto, perché Berlino è molto più vicino adesso di quanto fosse 30 o 50 anni fa. E poi queste migrazioni per lavoro non sono necessariamente definitive e non sono neanche necessariamente, come dire, stabili in un unico luogo. E quindi questo movimento che il rapporto mette bene in evidenza è una cosa che va accolta in qualche misura, che va, come dire, messa tra le cose del possibile e del normale. Quello che non è normale è come quest'area periferica, che pur essendo periferica non è affatto marginale, non riesca a esercitare questa forza attrattiva. Io alcune risposte a questa questione qui ce le ho, e una di queste è che un governo di un'area montana dovrebbe avere, diciamo così, strumenti amministrativi, politici, organizzativi e gestionali fatti su misura per queste aree qui, per i problemi tipici di queste aree qui, che non sono quelli della pianura che ci governa, e questo è un problema che per le regioni italiane è un problema grave che riguarda tutte le aree montane dentro alle regioni italiane alpine, perché laddove c'è un governo autonomo locale e che fa riferimento ai caratteri tipici dello sviluppo e dell'organizzazione territoriale delle aree alpine, lì c'è sviluppo e capacità attrattiva.
Noi abbiamo un esempio qui vicino, abbiamo la provincia di Bolzano e di Trento, dove ad esempio la capacità attrattiva, cioè la capacità di attirare flussi immigratori, è 10 volte quella presente nel Bellunese. E questo perché? Perché usano strumenti su misura di questa realtà alpina. Ora io dovrei essere arrivato al limite del mio tempo, se lascio perdere qualche minuto non importa, lascio più tempo agli altri e mi fermo qui. Sottolineo solo un fatto, come questo rapporto sulla emigrazione e associato al rapporto migrantes è uno dei più importanti strumenti di analisi, diciamo così, di questi flussi di cui noi fortunatamente da alcuni anni siamo dotati. E quindi sono contento di aver potuto partecipare a questo momento di scambio di opinioni. Vi ringrazio. Dino, Diego, grazie mille per questo vostro intervento. Ovviamente il bellunese non poteva fare eccezione, anche noi siamo una regione che emigra molto e è interessante conoscere anche non solo l'emigrazione passata ma quella presente, perché fa parte della nostra storia e magari tante volte noi stessi bellunesi non la conosciamo molto bene. E ovviamente poi l'emigrazione può portare a altri problemi come sono appunto lo spopolamento, ed è giusto insomma che le aree montane vengano governate in un modo un po' più particolare, perché sono particolari e non sono facilmente gestibili, e questo dovrebbe essere un campanello di allarme, il fatto dello spopolamento, dell'emigrazione, e far capire insomma che c'è qualcosa che non va. Quindi grazie per averci dato questa panoramica molto utile. E adesso invece passiamo a Verona con Riccardo Giumelli. E allora, Riccardo è laureato in scienze politiche, ha iniziato a scrivere e a insegnare nelle università di Firenze, Trento e adesso in quella di Verona. Insegna teorie e tecniche della comunicazione, ha svolto anche attività all'estero come visiting professor presso l'Università di Mar del Plata e ha anche lavorato presso Camera di Commercio Italiana a Parigi. E i suoi progetti di ricerca si concentrano molto sulla cultura italiana, l'Italia nel mondo, l'emigrazione e mobilità globale. Inoltre è membro del comitato scientifico dei rapporti italiani nel mondo, è appunto della Fondazione Migrantes e è presidente dell'Associazione Italiana Stati Uniti Verona. Benvenuto Riccardo e ti lasciamo la parola. Grazie dell'invito. Insomma, mi fa piacere parlare di Verona, perché poi comunque un toscano che parla di Verona è sempre un po' particolare, però come dire, la vita porta anche a occuparsi, perché poi casualmente sono arrivato a Verona perché proprio i giri della vita, andando a vivere all'estero, mi hanno messo a confronto con quelle che sono le realtà degli italiani all'estero. Ci tengo a dire questo perché proprio tutta la mia attività di ricerca sugli italiani all'estero nasce proprio a contatto con gli italiani, in particolar modo a Parigi e in Ile-de-France. Devo dire che era un tema che io assolutamente durante anche il mio percorso universitario e anche successivamente non avevo mai affrontato. A dire la verità, e questo è un problema che ancora oggi io riscontro nella maggior parte delle situazioni a scuola e anche un po' nell'opinione pubblica, no? Anche come è stato descritto fino ad adesso, un tema che è stato messo da parte, quello dell'emigrazione italiana, degli italiani che se ne sono andati, un po' ricalca quello che è un vizio iniziale della storia italiana, cioè il fatto che gli italiani che se ne sono andati hanno rappresentato una vergogna, un'onta, qualcosa da mettere sotto, come polvere da mettere sotto il tappeto in qualche modo, poi lasciati al loro destino. E invece poi ci accorgiamo nel corso del tempo di quello che hanno costruito dal punto di vista economico, sociale, politico, in ogni campo, e poi ce li ritroviamo con i grandi nomi che sappiamo, quindi in ambito cinematografico, musicale, politico, eccetera, eccetera. E devo dire che proprio ho scoperto questo mondo casualmente, stando all'estero, e casualmente con dei vicentini, perché a Parigi c'era un'importante associazione vicentina lavorando alla Camera di Commercio Italiana a Parigi, e da lì sono iniziati tutta una serie di contatti e poi la vita mi ha portato a Verona. E quindi a Verona io ho dedicato il mio capitolo. E devo dire due cose. La prima
Verona rientra un po' in quelle che sono le traiettorie migratorie nel corso del tempo, che sono state anche qui descritte. Gran parte dei veronesi sono innanzitutto emigrati nel sud del Brasile, li troviamo anche in Argentina. Solo dopo il 1900 inizia a aumentare la componente veronese negli Stati Uniti. Una buona parte migra, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Australia e nelle altre mete soprattutto europee e anche in Venezuela, quindi più o meno si mantengono certi trend tipici delle migrazioni italiane. Però due luoghi principali sono quelli del Brasile, che io ho anche analizzato nel capitolo, nel Brasile e dell'Australia. Però andando un po' sul presente, innanzitutto volevo dire una cosa, perché si è parlato molto di giovani, al di là del fatto che ora ci troviamo in una situazione che parlare di mobilità oggi diventa molto difficile, perché non sappiamo, non siamo più mobili, in questo momento siamo solo immobili e vediamo che cosa accadrà, e che cosa accadrà sarà interessante vedere quello che emergerà nel prossimo rapporto, perché nessuno si è mosso. Quindi la mobilità nel 2020 si è completamente bloccata, c'è tutta un'altra mobilità che è virtuale, simbolica, nel quale insomma ci siamo trovati e riuniti attraverso la rete. Però è inevitabile che un trend c'è stato, è un trend è continuo. Verona, per dire proprio due dati, dal 2014 al 2020 ha visto un aumento del quasi 50% delle fuoriuscite di veronesi iscritti all'AIRE. In termini assoluti siamo la seconda provincia del Veneto per veronesi nel mondo. Ci tengo anche a salutare, vi saluto i veronesi nel mondo, e anche so che dall'Associazione Veronesi del Mondo ci stanno seguendo, quindi ci tengo anche a mandare un saluto. E consideriamo anche che è una città fa quasi 1 milione di abitanti, la provincia fa quasi 1 milione di abitanti, ed è la settima città italiana nel 2019 come per qualità della vita, però ci troviamo di fronte comunque a un continuo spopolamento anche in termini assoluti non indifferente. Solo per dare qualche altro dato, dal punto di vista della bilancia della mobilità c'è una differenza tra immigrati e immigrati di 2.000 persone, quindi sono entrati nel 2019 9.740 persone e se ne sono andati 7.132. Tra quelli che se ne sono andati la maggioranza è ovviamente italiano, però c'è anche lì una circolazione, perché se ne vanno persone che erano arrivati da altri paesi anni fa e che comunque sono ripartiti, quindi innescando un percorso di circolare, anche se prevale ancora oggi una prevalenza di veneti, come è stato detto ampiamente in termini assoluti, essendo comunque la regione Veneto la seconda per emigrazione in Italia. Voglio dire un'altra cosa, entro in termini più qualitativi. Tempo fa ho intervistato alcune ragazze e gli ho chiesto, sapevo che se ne sarebbero andate, e io gli ho chiesto: ma perché partite? Cosa vi spinge a partire? Nella maggior parte dei casi la risposta è sempre stata la stessa. Il fatto economico era solo una parte, ce l'ha descritto benissimo Delfina, no? Quando parlava dell'elemento qualitativo, è vero che conta, perché comunque studiare e cercare una realizzazione professionale e economica è sicuramente importante, però c'era una realizzazione più complessa. Una ragazza mi ha risposto: anche se avessi un lavoro a Verona, io voglio partire. C'è proprio una tendenza. Oltretutto, in questa tendenza c'era una dimensione, perché dobbiamo capirli i giovani oggi. E in quello che io ho notato è un'abitudine in qualche modo a pensare orizzonti più grandi, ma ormai è dall'86 che all'università ci sono i programmi Erasmus. Abbiamo cercato di costruire un'identità europea sulla mobilità dei ragazzi. Io a questo punto mi chiedo anche se dobbiamo per forza trattenerli. Sono anche un po' critico su questo. Per me la mia idea è dare la possibilità ai ragazzi che vogliono rientrare. Cioè dobbiamo uscire un po' dalla logica devono restare qua. No, devono andare a scoprire, la loro è una vita, l'unica, devono cercare di espanderla nel miglior modo possibile. Quindi dobbiamo metterci una dimensione di circolarità e piuttosto permettere a coloro, perché l'attaccamento è evidente, i ragazzi lo raccontano,
L'attaccamento evidente al luogo dove c'è la famiglia, dove ci sono le relazioni, anche dal punto di vista paesaggistico, rimane sempre nella memoria un certo tipo di nostalgia che ha sempre caratterizzato gli italiani che se ne sono andati, permettono un certo tipo di rientro. Per quello io sentivo le parole di Cason prima, per quanto riguarda, quando parlava di attrattività turistica, ad esempio, e della mancanza non solo di attrattività, ma in questo caso di persone che vengono a lavorare su certi temi. Quanto è il potenziale di quelli che io, seguendo Bassetti da anni, definiamo gli italici, seconda o terza generazione di ragazzi, pensiamo in paesi Argentina, Venezuela, che hanno anche la cittadinanza italiana e si trovano in situazioni veramente difficili. Io da anni lavoro con il Venezuela, ci sono 3 milioni di persone di origine venezuelana, tanti veneti, e perché non affidarci a questo bacino, che è una grandissima risorsa dalle grandissime potenzialità, che è necessario puntare su questo dal punto di vista professionale, degli studi, nelle università, nelle associazioni sportive. Quindi perché c'è questa possibilità? Ecco, non pensiamo solo a quelli che partono, pensiamo ad attrarre a questo grande bacino di persone che già anni fa se ne sono andate. C'è tutta un'altra dimensione che io trovo assolutamente importante, che io ho descritto da sociologo. Non mi sono soffermato a Verona esclusivamente sulla questione dove sono andati i veronesi, cosa hanno fatto, perché non sono uno storico e non ho neanche tutte le nozioni per farlo. Però conoscendo un po' e viaggiando per tanti motivi in Sud America e in Nord America, ho scoperto delle cose molto interessanti legate proprio alla città di Verona e soprattutto al suo immaginario. Sappiamo tutti Verona, Romeo e Giulietta, l'Arena, eccetera. Ma mi è capitato, io inizio così il mio capitolo, di raccontare che io vengo chiamato alla Montclair University in New Jersey per un evento legato al Made in Italy e all'apprendimento della lingua italiana. Bene, mi danno il biglietto insomma, la prenotazione dell'albergo e vado in un posto che si chiama Verona, New Jersey. Si chiama proprio Verona e dico, ma come è possibile? Perché si chiamano? Scopro che negli Stati Uniti ci sono 26 Verona e questa città viene chiamata così insomma, delle associazioni dei cittadini del luogo per amore per il Palladio. Fanno un po' di confusione, devo dire, perché insomma non era proprio è un po' più il richiamo. A dire la verità la dovevano chiamare Vernon, ma siccome c'era una contea già lì vicina, allora finisce che la chiamano Verona. Perché? Perché ci sono delle ville meravigliose sulla questa collina che dà su Manhattan, circa 30 miglia, e sono in stile palladiano. Dopodiché iniziano a scoprire che cos'è Verona. Quindi iniziano, oltretutto è un luogo dove hanno girato i Sopranos, la grande serie TV che in qualche modo prende in giro o comunque caricaturizza il mondo italo-americano, e iniziano a scoprire che cos'è Verona, iniziano a fare tutta una serie di eventi legati a Verona, addirittura fanno una fiction, un film che si chiama Pizza Love, se non sbaglio, dove 2 famiglie di pizzaioli italiane, ovviamente di origine italiana, sono in competizione tra loro, però i figli naturalmente si amano e decidono di aprire una pizzeria per conto loro, un po' ricalcando la storia paradigmatica di Romeo e Giulietta. Ce ne sono tantissime altre di Verona nel mondo. Scopro, leggendo, di chi, soprattutto anche come Michele Grigoletti, ha scritto delle bellissime storie e comunque dei bellissimi scritti sui veronesi in Australia, che c'è una cittadina che si chiama Griffith, a 600 chilometri da Sydney, dove si festeggiano le feste tipiche di Verona, come il papà de gnocco per il carnevale. E io trovo che siano delle cose straordinarie. A 26.000 chilometri si fa una festa che io non conoscevo, da toscano prima di venire a Verona non conoscevo minimamente, e quindi si riproducono queste feste andando in mezzo tra nostalgia, ricordi, desiderio di tramandare il proprio sapere, la propria cultura popolare attraverso queste feste. C'è il corso di Romeo e Giulietta, il caffè del corso. È una città, Griffith, è stata costruita dai veronesi perché andarono a lavorare per la ferrovia. Lì diventò un punto di snodo e decisero di fermarsi lì perché dovevano controllare questo punto di snodo. Piano piano diventa
insomma, si urbanizza, diventa un luogo dove stanno ancora molti veronesi insieme ad alcuni calabresi. Piano piano arrivano i limoni del Garda, le viti della Valpolicella, e diventa praticamente una piccola Verona fuori da Verona. E questi sono tantissimi i casi che io trovo molto affascinanti, perché c'è una mobilità sicuramente delle persone, ma c'è anche una mobilità simbolica che va oltre. In questo senso, anche perché questo è importante per il turismo, no? Per quello che poi dicevamo anche del turismo delle radici, una città che è in grado di attrarre attraverso i suoi simboli nel mondo e attraverso le persone che la rappresentano. In questo mio viaggio nell'immaginario collettivo di Verona attraverso le sue persone, ho messo insieme due persone apparentemente distanti. Uno è Emilio Salgari, che ha raccontato per esempio il Brasile alle generazioni che partivano. Lo raccontava prima, lui non si è mai mosso da Verona, non è mai andato nei luoghi che ha raccontato, però attraverso le sue descrizioni dell'Amazzonia, del Brasile, dell'America del Sud, ha in qualche modo partecipato alla costruzione di un immaginario sociale che ha invogliato, come racconta attraverso alcuni giornalisti veronesi che sono nati e cresciuti in Brasile, ha raccontato quel mondo in maniera straordinaria. Allo stesso tempo, perché dobbiamo ricordarci che grandi talenti all'estero, per esempio come Luca Prasso, veronese, che va nella Silicon Valley e va a vincere anche un Oscar per un film di animazione, collabora a dei progetti virtuali straordinari, soprattutto prodotti virtuali che vanno a aiutare l'educazione e la forma di socializzazione nei bambini con dei problemi di handicap. Sono persone straordinarie. Noi dobbiamo avvalerci di questa rete. Qui parlo anche, come dire, nella funzione, immagino che ormai sia abbastanza chiaro, cioè avvalerci ormai in una dimensione, abbiamo parlato di locale globale, no? All'inizio, in questa dimensione globale, come si suol dire, di questa grandissima rete che i veronesi, i bellunesi, i vicentini, i veneti, ma l'Italia intera ha nel mondo. In questi anni, appunto, noi abbiamo descritto e parlato questo mondo come di una civiltà, di una cultura italica, proprio per definire questa presenza che va oltre l'Italia e che ha, secondo me, una forza straordinaria. Una forza straordinaria che si è impiantata in ogni luogo, dal Nord America al Sud America, come dicevamo. Quindi, in questo senso, io alla fine di tutto in Verona veramente studiando, cercando di conoscere, vedo un esempio idealtipico di quella che è un'immigrazione fatta di persone, ma anche simbolica, che ha permeato i luoghi nel mondo. A questo punto, insomma, quello che è necessario anche comprendere quale progetto, quale futuro, come trarne vantaggio, come costruire dei nuovi ponti che siano all'altezza dei processi globali. Io credo che la sfida sia ancora più interessante, sfidante proprio per quello che sono le difficoltà del Covid. Chiudo solo con una cosa breve. L'altro giorno una ragazza in una scuola mi ha detto: io scopro il mondo attraverso i social. Ci siamo ridotti a questo, scopri il mondo attraverso, io non demonizzo i social, ci mancherebbe, ma parlo di ragazzi di 18 anni, scopro il mondo attraverso i social. Ecco, dovremmo metterci un po' in questa logica, far tornare a scoprire il mondo ai ragazzi attraverso il viaggio, l'incontro culturale, attraverso quella che è la dimensione interculturale in questo senso. E per l'ultima cosa vi leggo una lettera che io ho trovato bellissima, con la quale io concludo il mio lavoro, che è di alcuni veronesi, di Renzo Zanella, del Circolo dei Veronesi di Melbourne, in Australia, che racconta questo: tutte le volte che vado a far visita con paesani veronesi, trovo gente che vive solo di ricordi. Sulle pareti di casa, nella stanza da letto, accanto al comodino, tengono ritagli di giornale con le fotografie del loro paese o della propria contrada. Ne parlano con entusiasmo, idealizzando quei luoghi. Nella mia esperienza, una cosa ci accomuna tutti. L'immigrante vorrebbe far parte ancora del paese d'origine, anche quando ha abbandonato la speranza del ritorno. Ora vorrei fare una richiesta a nome di tutti i veronesi sparsi nel mondo. Ci basterebbe poco per farci sentire che
per voi, noi esistiamo ancora, che non siamo soli e che non solo noi dobbiamo ricordare. Quindi aiutiamo tutti a ricordare quelli che sono, in particolar modo i veronesi, ma non solo loro. Grazie dell'attenzione. Grazie Riccardo, soprattutto per questa conclusione che secondo me ha un po' anche riassunto il tuo intervento, se così si può dire. E è stato anche molto curioso sentire i riferimenti a Verona, all'estero. Secondo me magari delle volte i discendenti di italiani all'estero forse sono più legati all'Italia. E è stato anche molto, una cosa che mi ha colpito, che hai detto, è il fatto di avere la possibilità di poter rientrare, perché non è il fatto di dover obbligare gli italiani a restare, perché bisogna uscire, bisogna scoprire, bisogna anche aprire la mente, perché è quello che fa il viaggio, no? Però bisogna avere la possibilità di poter ritornare, che secondo me questa è la cosa più importante, quindi grazie anche per averlo sottolineato di nuovo nel tuo intervento. Grazie. E adesso invece passiamo a Vicenza con Giuseppe Casarotto. Giuseppe Casarotto ha una laurea in psicologia e sociologia, è specializzato in psicoterapia dei sistemi e delle relazioni. Lavora nel consultorio familiare US 7, Pedemontana, Tiene Schio e Bassano. È molto interessato ai processi migratori, collabora con Fondazione Migrantes, scrive per i Rapporti Italiani nel Mondo con il tema Italiani all'estero, 88 giorni nelle farm australiane, un moderno rito di passaggio. E nel suo intervento ci spiegherà un po' appunto il flusso migratorio da Vicenza, nello specifico nel Sud America, con un confronto anche con l'immigrazione attuale. Niente, lascio la parola a Giuseppe. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, il mio intervento si divide in due parti. La prima è un po' più storica e la seconda è un'analisi sugli ultimi 15 anni che Delfina ci ha chiesto, insomma, nel rapporto di quest'anno. Allora, il Vicentino è un territorio con caratteristiche montane, alle prealpi, l'altopiano piano di Asiago, i colli iberici, insomma una comunità che è in simbiosi con la montagna. E questo però non ha impedito negli ultimi 100 anni un lento spopolamento della montagna, un esodo verso la pianura. Nei secoli scorsi sono sempre stati presenti dei movimenti migratori che però avevano un carattere più transitorio, se non addirittura stagionale, e le mete erano quasi sempre europee, al massimo dei paesi limitrofi, insomma, fino a questo, alla crisi agraria di fine Ottocento, quando iniziano i viaggi transoceanici e diventano addirittura maggiori i viaggi oltreoceano numericamente rispetto alle migrazioni temporanee in Europa. È il momento della lettera della chiamata dall'America, le classiche catene di richiamo familiari e anche dei richiami programmati da parte dei governi, specialmente appunto del Brasile, che con l'abolizione della schiavitù, l'abolizione definitiva della schiavitù del 1888, promuoveva l'arrivo di manodopera a basso costo. E i vicentini sono stati tantissimi quelli che sono partiti per le fazende di Rio, di San Paolo e delle regioni platensi dell'Uruguay e dell'Argentina. Ecco, fra le due guerre invece si ha una drastica riduzione, come in altri paesi, in altri luoghi dell'Italia, una drastica riduzione dell'emigrazione per poi ripartire però con il dopoguerra. L'apparato produttivo vicentino nel dopoguerra ha uno slancio verso l'industrializzazione importante, e questo comporta un riversamento della manodopera rurale, diciamo, nelle fabbriche. Però si verifica l'eccedenza di operai che alimenta poi il flusso verso i paesi europei, specie verso quelli che hanno avuto degli accordi bilaterali o di cooperazione migratoria come Francia, Svizzera, Belgio, Germania. E questa è una migrazione che poi va a terminare intorno agli anni 70-80 e che riprende in termini diversi, poi lo vediamo, negli ultimi 15 anni.
Allora, quello che volevo dire è che l'immigrazione vicentina ha delle caratteristiche particolari e uniche perché è condizionata da una storia economica particolare. Mi soffermo nel mio saggio sulla particolare vicenda dell'industria laniera Rossi, della Lana Rossi con gli stabilimenti di Schio e di Valdagno, perché proprio già da metà dell'Ottocento ha conosciuto precocemente uno sviluppo di tipo industriale sulle basi di un capitalismo già maturo. E questo ha comportato una esportazione di manodopera altamente specializzata, di operai formati proprio nel ramo tessile, che ha visto come mete luoghi che erano sconosciuti agli altri emigranti, tipo il Lionese, il cantone di San Gallo, Paterson, nel New Jersey, luoghi dove questa capacità degli operai tessili poteva essere spesa. Mi soffermo un po' di più sulla storia molto particolare di Caxias do Sul, nella regione dell'Altopiano Rio Grande do Sul, perché è caratteristica insomma di quegli anni e spiega un po' quali erano i movimenti sociali. Allora, tutto parte da Alessandro Rossi, che fu il fondatore della Lana Rossi, senatore, industriale capace, politico influente, instaurò un vero e proprio polo industriale fiorente che ebbe, come dire, il merito di una visione moderna e sociale del lavoro. Si prodigò affinché i suoi lavoratori potessero avere asili, scuole da lui finanziate, attività di svago, istituzione di circoli che organizzavano il tempo libero degli operai. Ecco, però vi è una parte oscura, poco raccontata di questo periodo di Schio e del Vicentino. A fronte dei vantaggi secondari, infatti, di questi grandi stabilimenti, i salari erano molto bassi, la manodopera sottopagata e vi furono per questo diversi scioperi per ottenere un salario migliore o condizioni migliori di lavoro. E Rossi reagiva quasi sempre licenziando i promotori dello sciopero, ma a seguito di una protesta particolarmente dura nel luglio del 1890 decise di licenziare non solo i promotori dello sciopero ma tutti i partecipanti, e dopo qualche mese decise il decurtamento del 30% del salario di tutti gli operai e i tessitori, che erano quei lavoratori meno specializzati che potevano essere sostituiti da donne e bambini in sostanza, e quindi pagati poi meno. Ecco, allora qui mi soffermo su questo perché questa è una decisione inaudita che ha decretato la fame per una larga parte della popolazione vicentina dell'epoca, e da lì è partito un esodo di massa con veramente dei numeri impressionanti, che hanno impressionato addirittura la stampa di orientamento politico vicino all'imprenditore Rossi, che è stato per la prima volta forse criticato. Ecco, quelli che partivano non erano contadini, erano operai tessili, e quindi avevano un sapere lavorativo spendibile più che nei campi all'interno di un lanificio. Questo spinse questa massa di poveri lavoratori a dare vita a un insolito stabilimento di natura industriale in una zona ad economia rurale, quella appunto di Caxias do Sul, rivoluzionando e dinamizzando i processi produttivi della regione. E dall'iniziativa di quegli ormai ex vicentini prese vita una cooperativa di tessitori, la cooperativa de Tecidos de la, e successivamente trasformata poi in un lanificio San Pedro che è ancora esistente, nella città di Gallopolis, che prese il nome dal biellese Ercole Gallo, che prese in mano l'industria e la sviluppò fino a farla diventare una realtà industriale d'eccellenza. Ancora a Caxias do Sul mi sono andato un po' per vedere con Google Maps i vari nomi delle vie, e troviamo le rue, si chiamano Rue Fanchin, Luchin, Mocellin, Zattera, Dal Pra, sono tutti cognomi tipici insomma della nostra zona. E c'è anche una Rua Belluno, ma penso che quella ci sia un po' dappertutto.
Ecco, allora, questa è la parte un po' più storica. Poi nella seconda parte invece del mio intervento mi soffermo negli ultimi 15 anni che vedono un fenomeno un po' particolare nel Vicentino. Allora, i numeri sono alti nel Vicentino come nelle altre province venete. Dico solo che negli ultimi 10 anni risultano essere più di 40.000 i vicentini in più, con un aumento del 69% rispetto a 10 anni precedenti. Una media di circa 4.000 espatri l'anno. I numeri sono alti e questo potrebbe far pensare a un territorio che a seguito della crisi economica e finanziaria, basti pensare al crack delle banche popolari di Vicenza, insomma, con le drammatiche ripercussioni che ha avuto su migliaia di famiglie vicentine. Ecco, un territorio si può pensare che non abbia saputo offrire possibilità lavorative alla popolazione e che questo abbia comportato una ripresa delle partenze per l'estero. In realtà non è così, perché nonostante il periodo di crisi la provincia di Vicenza rimane una delle province più ricche d'Italia, con un tasso di disoccupazione molto basso, al di sotto dell'8%, quando la media italiana è intorno al 29%, e un settore manifatturiero molto sviluppato. Proprio nel 2019 è entrata a far parte del club dei 15 di Confindustria, cioè delle 15 province italiane più industrializzate. Anche per quanto riguarda la qualità di vita, ad esempio l'annuale classifica redatta da Italia Oggi in collaborazione con l'Università La Sapienza dice che la provincia di Vicenza è al 14° posto su 107, quindi di tutto rispetto. Anche il rapporto annuale del Sole di 24 Ore dice la stessa cosa, insomma, Piazza Vicenza è intorno all'11° posto. Quindi un territorio che offre buone opportunità sia in ambito lavorativo che in termini di qualità della vita. Allora ancora di più viene da chiedersi cosa spinge soprattutto i nostri giovani a partire. Allora, è difficile pensare che siano, come diceva prima Delfina, motivi esclusivamente economici. È più probabile che siano di carattere psicosociale e che l'immigrazione diventi più un desiderio che una necessità dei nostri ragazzi. I giovani che partono hanno quasi sempre qui un lavoro stabile e un reddito buono, ma si sentono non adeguatamente valorizzati e non riconosciuti nel territorio dove sono nati. Partire per l'estero per loro non è un obbligo, ma è un'opportunità. I vicentini sono spinti, più che spinti da fattori espulsivi, sono attratti da ciò che i paesi europei possono offrire. Percepiscono in sostanza che vivere altrove possa aiutarli a crescere e a migliorarsi. Sono molto d'accordo con Giumelli quando diceva prima che le partenze dei giovani non vanno ostacolate, e con altri autori anche che sottolineavano come la politica dovrebbe trovare degli strumenti per far tornare i giovani. Ecco, il territorio vicentino, devo dire, ahimè, non riesce nemmeno a trattenerli quando rientrano. Mi sono occupato assieme con Michele Vigoretti dei rientri dei ragazzi dall'Australia, ne ho intervistati parecchi, e tutti tornavano con un grande entusiasmo, con la voglia di spendere le proprie competenze qui in Italia, dove è un paese che hanno abbandonato ma che amano ancora. E sono rientrati, ma non hanno ritrovato possibilità per spendere queste competenze. Anzi, dopo aver sperimentato la gratificazione di essere stati riconosciuti nei propri valori in Australia, ancora meno accettavano di essere considerati qui in Italia, insomma, tirocinanti o poco più. Ecco. Io, cercando di dare una spiegazione un po' più approfondita del perché di questa fuga dei nostri giovani, ecco, posso ipotizzare 3 ordini di motivazioni, che sono più degli stimoli di riflessioni che non vere e proprie spiegazioni. Allora, il primo direi che riguarda un po' la struttura industriale vicentina, che è vero che offre maggiori possibilità lavorative rispetto ad altre province italiane, ma ha un tessuto economico fondato sulla piccola e media impresa.
e non sempre questo tipo di imprese permettono la valorizzazione del lavoratore, gli avanzamenti di carriera, gli sbocchi professionali alternativi, esperienze di formazione diversificate. È una struttura, diciamo, che non facilita la mobilità lavorativa, e questo può essere limitante per alcuni giovani che hanno invece una mentalità lavorativa dinamica. Sicuramente per questi ragazzi le capacità personali, le competenze acquisite possono essere sfruttate meglio in paesi in cui c'è un mercato del lavoro più dinamico e magari una maggiore propensione al ricambio generazionale. La motivazione di carattere più psicologico, secondo me, è quella che ha a che fare con una sensazione di stagnazione che avvolge i nostri ragazzi. Ecco, questo lo collegherei anche a un fenomeno che è legato alla condizione familiare. Allora, la condizione familiare nei nostri territori è sempre più accogliente e permette ai giovani di posticipare il raggiungimento dell'autonomia. Questa è una condizione apparentemente comoda, ma che ad un certo punto della vita diventa motivo di sofferenza per i nostri ragazzi. Allora, sono giovani che non sono stati costretti ad affrontare il processo di autonomizzazione e di differenziazione dal nucleo familiare di origine. Non l'hanno fatto, ma raggiunta una certa età improvvisamente ne sentono il bisogno. E quindi si risponde a questo bisogno di differenziarsi dalla propria origine con la fuga. Il distacco fisico, diciamo, quello che in termini sistemici viene definito taglio emotivo dalle origini. È un bisogno di mettere distanza che ha come scopo quello di costruzione della propria identità, ma che ahimè spesso non funziona, non sempre porta a una reale indipendenza, o magari porta a una reale indipendenza economica ma non emotiva. Poi c'è un aspetto sociale che riguarda, secondo me, il motivo per cui i ragazzi se ne vanno, ed è che l'immigrazione di per sé è una possibilità di mobilità sociale. Sono desiderosi i nostri giovani vicentini di mettersi alla prova e dimostrare, come diceva prima anche Delfina, dimostrare di valere non solo a se stessi, credo anche e soprattutto agli altri, dimostrare di essere in grado di raggiungere obiettivi più ambiziosi. Migrare quindi diventa, per molti, è considerata un'esperienza da fare, quasi un rito di passaggio che segna l'accesso all'età adulta. Questo indipendentemente dall'avere un lavoro qua o un reddito buono o una qualità della vita alta. È una dimostrazione alla comunità di appartenenza del proprio valore, e nonché della raggiunta adultità. Questo è un tipo di pensiero condiviso che da decenni già esiste in altri luoghi del mondo, ad esempio nei paesi africani o nell'est Europa, e con le dovute distinzioni sembra attecchire anche qui nel Vicentino. C'è l'idea che per essere riconosciuti adulti dalla comunità bisogna avere il coraggio di partire. Ecco, quindi insomma, questi sono più o meno, secondo me, gli spunti di riflessione da cui partire per dare delle motivazioni a questa fuga dalla ricchezza, ed è lo spunto che mi ha dato l'idea, il titolo del mio intervento, che era Padri in fuga dalla miseria e figli in fuga dalla ricchezza. Grazie. Grazie Giuseppe anche per aver visto un po' questo paragone, e con l'emigrazione del passato da Vicenza e quella di adesso si nota un po' da tutti i vostri interventi che l'emigrazione c'è stata e c'è ancora, probabilmente ci sarà sicuramente nel futuro, però con delle diversità. Una volta si emigrava più che altro per necessità, perché altrimenti si moriva di fame. Adesso è un tanto più che altro quello di voler uscire, scoprire, come si diceva anche prima, no? Quello di allargare un po' la mente e di fare esperienze anche diverse. E sono cose che comunque fanno anche molto riflettere, no? E quindi grazie mille per questo intervento, Giuseppe. E invece abbiamo come conclusione, ultimo ma
non meno importante, abbiamo Tony Ricciardi che tirerà insomma un po' le somme di questo dibattito. Tony Ricciardi è uno storico delle migrazioni e delle catastrofi all'Università di Ginevra. È coautore della Fondazione Migrantes e del primo dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. Inoltre è membro del comitato editoriale Altre Italie, Studia Migrazione e membro comitato scientifico dei rapporti italiani nel mondo. Tra le sue varie pubblicazioni troviamo Morire a Matmark, l'ultima tragedia dell'emigrazione italiana del 2015 e poi Marcinelle, quando la vita valeva meno del carbone del 2016. Invece l'ultimo lavoro è del 2020 che si chiama Il terremoto dell'Irpinia insieme a Generoso Piccone e Luigi Fiorentino. Lascio la parola a Tony Ricciardi. Intanto buonasera a tutte e tutti, sia a coloro che sono intervenuti prima di me e coloro che ci stanno seguendo da varie parti del mondo, in particolare alle bellunesi e bellunesi nel mondo e tutti i veneti e venete nel mondo. Mi sia consentito intanto di salutare e ringraziare la bellunesi nel mondo. Mi complimento con Giulia, però mi sia consentito anche di ringraziare e salutare chi lavora dietro le quinte da anni e ha portato materialmente questa associazione nel nuovo millennio, Simone e Marco soprattutto, che come dire, lo dico a chi non è bellunese o veneto, invito a recarvi quando questa pandemia ce lo consentirà presso la sede bellunesi nel mondo, perché io che ho contatto con molte associazioni sparse in giro per l'Italia, devo dire che la bellunesi nel mondo spicca per capacità innovativa, per profondità culturale, per attività diversificate che fa. Non faccio paragoni con la Trentini nel mondo perché so che dalle vostre parti insomma c'è questa lunga disputa oltre alla profonda collaborazione che avete con loro. Ma guardate, io la metto così, ragionare di Veneto in termini di emigrazione significa poter avere a portata di mano un modello nazionale in grado di raccontare e creare categorie per l'analisi della storia delle migrazioni italiane. L'eterogeneità, la ricchezza, la complessità che è racchiusa in una regione come il Veneto è indubbiamente una chiave di lettura unica e è unica per tanti aspetti. Dico l'ultima cosa sui bellunesi, altrimenti si pensa che sia eccessivamente legato a loro, cosa che sono, insomma. Voi ricordate, Brida prima ricordava che la Bellunesi nasce nel 66, sì, nasce all'indomani dell'ultima tragedia dell'emigrazione italiana, Matmark, ma i bellunesi ce li ritroviamo in tutte le grandi catastrofi del Novecento, da Isur a Marcinelle, a Matmark, senza tralasciare anche quello che accadde poi in Istria, cioè ad Arsa, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che questa è un po' una storia, mi sia consentito dirla così, però so che non è consono, però rendo l'idea. È la storia delle cosiddette persone normali. Ci siamo capiti che cosa intendo, a parte che esista il concetto di normalità. Cioè nel senso che è la storia secolare di grandi lavoratrici e grandi lavoratori che hanno fatto la storia economica, industriale, sociale di tanti paesi e che molte volte nei libri di storia, io essendo uno storico, nei libri di storia raramente ci sono entrati. E questo credo che valga come premessa. Quando in commissione scientifica, insieme a Riccardo, Delfina e tutti gli altri, abbiamo deciso nell'edizione 2020 di affrontare il tema delle province, è perché, lo diceva Delfina in premessa, in tutti questi anni si registrava una sorta di contraddizione in termini numerici, nel senso che i numeri sono numeri e uno di per sé immagina, dice vabbè, ma il numero è asettico, non mente, è qualcosa di fisso, di statico. Però poi quando la curiosità di ricercatori, insomma, ci siamo messi a ragionare su questi numeri, abbiamo capito che poi
i numeri dicono e non dicono, o meglio dicono delle verità che se poi utilizzi la lente di ingrandimento, per i più giovani lo zoom, no? Quello che si usa su Google Maps per avvicinare e distanziare un territorio, ecco, ti rendi conto che poi le dinamiche della mobilità, della migrazione, dello spostamento di persone, uomini e donne, è cosa ben diversa. E le maglie di questa organizzazione amministrativa, che sono le regioni, ovviamente tendono a creare delle difficoltà, perché lo dicevo in premessa, il Veneto è una cosa talmente eterogenea che la storia del percorso migratorio dei bellunesi è diversa come dei veronesi, dei vicentini, e allo stesso tempo però accomunata anche dalle grandi cronologie poi del ricco mosaico dell'emigrazione italiana. E il secondo aspetto che ha sottolineato all'inizio Delfina era proprio quello che le distanze, nel momento in cui si cambiano i paradigmi di analisi, ovvero se utilizziamo delle categorie di analisi diverse che non sono quelle tradizionali tra nord e sud, ma quelle tra spazio urbano e aree interne, aree del margine, aree di montagna, di collina, chiamatele come volete, vediamo che ci sono molti più elementi che riescono a mettere insieme il nord e il sud del paese rispetto a delle differenziazioni territoriali. Molte aree interne, anche nel mezzogiorno del paese, per anni hanno rivendicato una sorta di volontà di autonomia rispetto alle cosiddette aree della pianura, al grande centro urbano che drena le risorse e che credo che sia tra le corde anche una delle tante narrazioni di dispute territoriali che ancora oggi si vivono in Veneto. D'altronde da Brida a Cason, a Casarotto, tutti li avete ricordato, la difficoltà che si ha soprattutto in questi territori è il fatto che non esista una legislazione, non esiste più quella che era una volta la legge di tutela della montagna, ma non in termini ambientalistici e paesaggistici, ma in tutela dei servizi della montagna. Quando i parametri, ad esempio, della sanità sono tarati sui numeri di interventi o di accessi in un reparto, quanti bambini nascono in quel dato reparto e così via, è chiaro che la quantità demografica è inversamente proporzionale alla qualità del servizio che può essere erogato. E questa vicenda ovviamente non crea questo cortocircuito, perché poi Casarotto lo ricordava, ma com'è possibile che una provincia che entra nei primi 15 di Confindustria, che ha dei tassi di disoccupazione ben al di sotto della media nazionale, viva comunque delle emigrazioni o delle mobilità? E allo stesso tempo, come è possibile, quello che ci ricordava Cason prima, che ci sono settori turistici che lavorano, che hanno però difficoltà ad attrarre rispetto ai loro, diciamo, vicini. E su questo faccio una battuta: io ogni volta che vengo, almeno una volta all'anno, ospite della Bellunesi, c'è sempre questa, poi Marco me lo ricorderà, c'è sempre questo posto territoriale dove dice, ecco vedi, lì non siamo più, siamo in Trentino, allora lì vedi già cambiano le strade, cambiano i fiori ai balconi, e qui invece è un'altra cosa. Perché? Perché c'è questa distanza dal centro decisionale del Veneto. Ora, tutto questo ovviamente non è una storia locale, questa è storia nazionale. Viene ribaltata la prospettiva, e lo sforzo che noi abbiamo compiuto, e credo tutto sommato anche Delfina dall'interesse che stiamo riscontrando in tutta Italia ci abbia dato ragione, ovvero il fatto che noi abbiamo ribaltato la logica. Non siamo partiti dalla narrazione nazionale calata nel territorio, ma siamo partiti dal territorio cercando di ricostruire una storia nazionale. E credo che questo sia un elemento essenziale. Poi dopodiché, non voglio essere breve perché siamo già stati lunghi, però è chiaro, prima Brida ad esempio raccontava, ero
ero molto incuriosito dalle dinamiche quando sottolineava ad esempio la difficoltà riscontrata nel momento dell'unità d'Italia. Ascoltandolo, se qualcuno trascrivesse le sue parole, le mettesse in bocca a qualcuno con la mia cadenza, che noterete non è veneta, potremmo accomunare un'altra prospettiva anche rispetto a quella fase storica. E allo stesso tempo è stato ricordato da più interventi l'Ottocento, l'immediato secondo dopoguerra, cioè sono tutti quei momenti della storia dove non basta, ormai la storiografia l'ha dimostrato, non basta più utilizzare l'approccio classico del push on pull, cioè espulsione e attrazione. Quello spiega solo un pezzo della storia. La storia della migrazione italiana o dell'attuale mobilità è spiegata da tutti gli insieme di fattori che sono stati ricordati oggi. E soprattutto va ricordato che nella storia, soprattutto di quella fase a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, a partire non furono, uso un linguaggio del tempo che fu, ma che Casson sicuramente apprezzerà, non fu il sottoproletariato a partire, partivano i piccoli proprietari terrieri, partivano quelli che poi Casarotto individua con coloro che hanno un minimo di budget economico e che poi possono partire. Partivano queste persone qui, perché erano le persone in grado da un lato di pagarsi il viaggio nella fase della grande migrazione, ma che avevano anche un minimo di contezza di strumenti di orientamento in questo grande mondo che li aspettava lontano da casa. E poi successivamente a fianco a questi sono partiti anche tutti gli altri. Però se c'è una caratteristica tipica di molte aree del Veneto è indubbiamente stata quella di essere stati specialisti nelle arti che vanno al di là di tutte quelle che sono state anche elencate giustamente da Bridda, ma soprattutto se prendo il caso dei bellunesi, i bellunesi hanno rappresentato, come dire, una sorta di formatori all'estero degli altri italiani. Cioè, faccio la fattispecie del secondo dopoguerra, nei cantieri, molti, soprattutto anche quando il flusso inizia a meridionalizzarsi, imparano materialmente il mestiere perché ci sono i bellunesi e ci sono i bergamaschi che erano bravi a fare quel lavoro e che insegnano a queste persone che arrivano prive di ogni formazione in questi settori come si lavora in questi campi. E ci sono sindacalisti, operatori del tempo che dichiaravano chiaramente, siamo alla metà degli anni 60, che quello che non era accaduto in Italia, nella penisola, accadeva all'estero, ovvero il fatto di formare un comune sentire, cioè gli italiani venivano formati, al di là della retorica nazionalista che ci porta come dire, alla formazione delle identità nazionali sul Piave, e vedete ancora una volta ci riporta sempre alle vostre latitudini, ma in realtà c'è chi immaginava, forse ha ragione in parte, che questa identità, questo modo di essere italici, mi consentirà Giumelli la traslitterazione, che so che non è la stessa cosa, però diciamo questo modo di sentirsi italici avveniva all'estero. Ora, perché partono? Perché poi è la grande domanda che ti pongono sempre, no? Noi partecipiamo ormai a webinar, ieri partecipavamo a convegni, a discussioni, ma perché poi sostanzialmente i giovani ancora oggi partono? Perché partono da un paese o da una regione, cioè poi il Veneto anche in questo rappresenta un unicum, è stato il grande serbatoio dell'emigrazione italiana, in molte fasi della storia è stato descritto come un territorio povero, però allo stesso tempo ha avuto la capacità in alcune aree della propria regione di mettere in campo una delle ultime forme di modelli di industrializzazione italiane. Allora perché partono i giovani oggi o si continua a partire? Sicuramente per le tante cose che sono state dette.
ovvero perché la gente ha voglia di vivere, di conoscere il mondo, perché non si sente apprezzato o non vede la possibilità di crescita. Casalotto lo ricordava prima, no? Medio-piccole, ecco, strutture industriali medio-piccole non è il modello Vicenza, è il modello italiano che noi riusciamo a leggere attraverso appunto quello che Giuseppe ci scrive nel suo capitolo. Però allo stesso tempo, vedete, sembra che ci sia una sorta di filo conduttore che ci attraversa per secoli e per decenni, che ci fa dire sempre che è la stessa cosa. Quando, vi faccio un esempio solo per capirci, quando nell'immediato secondo dopoguerra, tra il 1945 e il 1946, una delle prime inchieste Doxa analizzò che oltre la metà dei maschi italiani avvertiva la propensione all'emigrazione. È nota, le cifre dell'epoca sono note, molti di voi le avranno scritte, le avranno sentite, le avranno anche raccontate nei vari convegni che avete fatto. All'epoca, nell'immediato secondo dopoguerra, l'Italia aveva una massa enorme di disoccupati, ovvero 2 milioni di disoccupati. Ora, all'epoca la percentuale per calcolare gli strumenti statistici per calcolare la disoccupazione non esistevano ancora. Facendo un calcolo, alcuni economisti lo fecero, la percentuale di quel tasso di disoccupazione grosso modo è stimabile al 17%. E quel 17% di disoccupazione su scala nazionale è equivalente al tasso di disoccupazione che si tocca in Italia dopo la crisi del 2008, insomma, per stare alle pagine recenti. E allora questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che da un lato è vero che il mondo si è ristretto e quindi Berlino, come ci ricordava Diego, è molto più vicina rispetto a 50 anni fa. Però noi viviamo ancora in uno schema concettuale che Dino Bridda all'inizio diceva, cioè quando ha utilizzato la famosa parola valvola di sfogo. Ora, il concetto di valvola di sfogo è un concetto ottocentesco che viene costruito in Francia e soprattutto nel Regno Unito per giustificare le proprie opinioni pubbliche perché si stavano investendo soldi nelle colonie oltremare. Cioè, questo è bene ribadirlo, noi siamo arrivati nella storia dell'umanità fino alla Rivoluzione francese, l'immigrazione, la tanto vituperata immigrazione dall'arrivo dell'altro era visto come una risorsa. Cioè, l'altro che arriva era visto come una risorsa perché qual era il dilemma che avevano i contemporanei dell'epoca, che è lo stesso dilemma che Diego Casson prima ci ha detto. Dal punto di vista demografico noi siamo dei territori che si stanno spopolando. E allora all'epoca, ecco la pandemia, tra le pesti, tra le guerre, il problema demografico, ad esempio prendo a modello un paese su tutti, la Francia, è stata attraversata per secoli da questo dilemma del problema demografico, cosa che poi sviluppò anche nell'immediato primo secondo dopoguerra, dove molti veneti contribuirono all'indomani della convenzione, all'epoca erano convenzioni liberali, ma chiamiamolo accordo per capirci, il 1924 tra Francia e Italia, contribuirono a spostarsi in quei territori in Francia per lavorare e per dar via a seguito a una direttrice migratoria. Ora, l'elemento qual è? È quello che noi purtroppo, come grande narrazione e anche da questo punto di vista chi ha la responsabilità legislativa, come è carente la sensibilità nel creare approcci differenziati rispetto a aree diverse, cioè mi verrebbe da citare la massima di Don Milani che vi risparmio, ma capite, no? Ci siamo, no? Che non puoi fare egual trattamento a persone diseguali, quindi bisogna adeguare gli strumenti legislativi in tal senso. Noi viviamo ancora nell'ottica che la valvola di sfogo, quel concetto ottocentesco, cioè ovvero un eccesso di popolazione dove le soluzioni non ci sono, o come immaginava all'epoca Malthus, dove mancano le derrate alimentari, manca il cibo, la gente si sposta perché il cibo non è sufficiente, non può essere una spiegazione adeguata all'oggi. E questo perché?
perché il non affrontare il problema dalla testa ci consente di nascondere sotto il tappeto il dilemma, perché poi quando noi parliamo di fenomeno migratorio ieri e di mobilità oggi, e guardate, io credo che sia capitato anche a voi, a me capita spessissimo quando mi trovo a fare delle conferenze con degli amministratori locali, siano essi sindaci o consiglieri regionali, devo sempre fare la premessa: guardate, questi sono i numeri di una dinamica che prescinde dalla vostra azione politica, perché altrimenti il sindaco del piccolo paese immagina che se tu gli vai a dare i dati dello spopolamento, che è un processo europeo delle aree interne, non solo italiano, non solo del Veneto o non solo meridionale, immagina che tu gli stia facendo una critica alla sua azione amministrativa. Insomma, credo che vi sia capitato anche a voi. Ora, che cosa accade e perché si continua a partire? Si continua a partire e probabilmente credo che qui Giuseppe Casarotto abbia colto, secondo me, il punto nodale, ovvero il fatto che per alcune fasce sociali, non voglio usare l'espressione classi, ma per alcune fasce sociali, la migrazione o la mobilità rappresenta ancora oggi, come ieri, uno strumento di ascensore sociale in un paese dal quale parte dove l'ascensore sociale di fatto non c'è. Cioè, credo che la spiegazione, Giuseppe, non so se ho colto il senso, ma insomma credo che sia quello e sono convinto che sia quello. E dall'altro lato invece coloro che partono da un contesto familiare d'alto livello sono gli stessi che partivano nel Medioevo come in epoca moderna, e come, cioè, fasce sociali, ad esempio io che vi sto parlando da Ginevra, qui attorno ancora oggi esistono istituti, scuole private dove il gotha dei figli della classe dirigente italiana per decenni sono venuti a studiare. Allora è questo il livello, secondo me, della discussione, con una piccola differenza, e mi avvio a chiudere, che poi l'altra domanda che ci pongono sempre è: ma qual è la differenza tra l'emigrazione di ieri e la mobilità di oggi? Beh, guardate, se volessimo fare una sintesi di questo, è che probabilmente ieri queste partenze, testimoniate anche dall'alto tasso, Brida lo ricordava in apertura, dall'alto tasso di stagionalità come tipologia del fenomeno migratorio, soprattutto in un'area che è al confine con altri spazi territoriali, è quello lì di immaginare che questa esperienza migratoria sia provvisoria, temporanea, giusto il tempo di provvedere all'arricchimento, a raggiungere, ecco, a prendere qualche piano di questo ascensore sociale per poi far rientro. E tutti gli investimenti che furono fatti venivano fatti in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, nel territorio della partenza, perché si immaginava che quello fosse il luogo dove un giorno si ritornava. Poi le cifre ce lo dicono anche in quest'anno. Noi quest'anno, nei primi capitoli, quelli generali, avevamo un capitolo, correggimi se sbaglio Delfina, redatto dall'INPS, su quali sono le ricadute delle pensioni di coloro che hanno lavorato all'estero, che sono rientrati in Italia, e quanto questi paesi versano. Faccio un esempio su tutti, visto che stiamo tra Vicenza, Verona e Belluno, soprattutto hanno uno stretto legame storico anche con la Svizzera, cioè oltre 2 miliardi, cioè il numero più consistente, viene versato dalla Svizzera a queste persone. Ora sarebbe interessante capire anche qui, al di là della ricerca delle spiagge fiscali dei pensionati, come ci ricordava Delfina, qual è la ricaduta, o meglio, quanto ossigeno, quanto sangue questi ritorni della terza età consentono di far sopravvivere luoghi che nel frattempo si stanno spopolando. Ecco, questa è un'altra riflessione. E l'ultima, e chiudo per davvero, secondo me uno degli elementi su quali dovremmo discutere rispetto alle aree interne, soprattutto quelle marginali, è il fatto che forse, la domanda che io mi pongo da tempo è che forse è giunto il momento
alla luce della ricerca di molte persone di luoghi a fiscalità di vantaggio rispetto a dove vivere la pensione, eccetera, eccetera, se sia giunto il momento di trasformare, che sto dicendo quasi una bestemmia, ed Alfonso mi perdonerà, ma non lo sto per fare, se noi trasformassimo queste aree del margine in territori avanzati per la terza e la quarta età. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il processo di longevità mette nelle condizioni che oggi un pensionato, un neopensionato, non è più il neopensionato di 50 anni fa o di un secolo fa, ammesso che ci arrivava alla pensione, che ha bisogno di servizi, e questi servizi gli debbono essere garantiti ovviamente da una fascia generazionale giovane che è in grado di servirli, garantire servizi. Attenzione, che non significa trasformare questi territori in RSA, significa garantire servizi che vanno dalla cultura, da tante altre cose, alla sanità, all'assistenza, a queste persone, e immaginare questa sorta di circolarità, che poi è una delle tante espressioni care a Delfina e anche a Riccardo, di un processo che può essere probabilmente, dal mio punto di vista, una soluzione per cercare, non dico di fermare uno spopolamento inarrestabile, ma quantomeno cercare di attutirne le conseguenze. Vi ringrazio. Tony, grazie per questo riassunto un po' di questo dibattito. Non avrei saputo farlo meglio perché avete detto tantissime cose molto interessanti, avete dato tante informazioni, quindi anche fare un riassunto un po' di tutto non credo sia stato facile, però grazie mille per aver concluso in questo modo questo nostro incontro. E beh, che dire, vi ringraziamo tanto per il vostro tempo e per esservi offerti di partecipare a questo incontro. Prima di chiudere però volevo ripetere anche i vostri nomi per ringraziarvi. Oggi sono intervenuti il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona, il diacono Francesco D'Alfonso, Delfina Licata, Dino Bridda, Diego Cason, Riccardo Giumelli, Giuseppe Casarotto e Tony Ricciardi. E ringraziamo anche Marco Crepaz, alla regia, Simone Torma dietro la telecamera. Vi ringraziamo tanto anche ai nostri ascoltatori per averci seguito e a voi per averci portato così tante informazioni che sicuramente sono molto utili per conoscere anche la nostra regione un po' di più, no? La realtà è quello che sta succedendo, e speriamo di vederci presto anche di persone, non solo attraverso uno schermo. Vi ringraziamo tanto. Grazie a voi.